che penso a lei, il profumo dolce della pelle sua, è una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole. Sole sono le parole, ma se vanno scritte tutto può cambiare. Senza più timore te lo voglio urlare, questo grande amore, amore, solo amore, è quello che sento. Dimmi perché quando penso solo a te. Dimmi perché quando vedo solo te. Dimmi perché quando credo solo in te. Grande amore. Dimmi che mai, che non mi lascerai mai. Dimmi chi sei, respiro dei giorni miei d'amore. Dimmi che sai, che solo me sceglierai. Ora lo sai, tu sei il mio unico grande amore. Passeranno primavere, giorni freddi e stupidi da ricordare, maledette notti perse a non dormire, altre a fare l'amore. Amore, sei il mio amore, per sempre, per lei. Dimmi perché quando penso solo a te. Dimmi perché quando amo solo te. Dimmi perché quando vivo solo in te. Grande amore. Dimmi che mai, che non mi lascerai mai. Dimmi chi sei, respiro dai giorni miei d'amore. Dimmi che sai, che non mi sbagli mai. Dimmi chi sei il mio unico grande amore. Sei il mio unico grande amore. Un'altra donna uccisa ieri, siamo a 78 donne uccise quest'anno da gennaio. Io non so se qualcuno si rende conto di cosa sta succedendo in questo paese con certi uomini, al di sopra di ogni sospetto, ma con delle leggi che di sicuro non ci tutelano. Se ne parla, faremo, sempre con Zio Remo, ma al momento non c'è niente da fare, continuano ad ucciderci. Perché? Perché noi ci fidiamo, non c'è niente da fare. Nonostante tutto quello che diciamo, che ci raccomandiamo, c'è sempre l'ultima chance, sempre questa maledetta porta che si apre, questo appuntamento dove si va da sole. Ecco, non riesco a capire. Donne, svegliatevi veramente, perché non ne possiamo più, ma questo lo dico alle nostre parlamentari. Cosa state facendo? Cosa state facendo? Io mi rivolgo questa mattina, ho due ospiti, due donne, fatalità, ho due sindache, anzi una sindaca e la presidente della Casa del Consumatore, per capire perché siamo diventati un bene di consumo noi donne, un oggetto da consumare a piacere, da sfruttare, ecco, da evidenziare quando ci fa comodo, e veramente è una cosa che
penso che dobbiamo fare squadra e dire basta. Ne parleremo questa mattina con Lisa Tomasella, sindaca di Codogné, primo mandato centrodestra. Abbiamo collegata da Schio Elena Bertorelli, presidente Casa del Consumatore Veneto. Buongiorno a tutte e due e grazie di essere qui. Allora io partirei proprio con la sindaca o sindaco di Codogné, che non cambia molto secondo me, l'O o la A. È il significato che dobbiamo capire di queste parole, sia maschili che femminili, ma io penso che dobbiamo pensare alla persona. Ecco, dobbiamo parlare di persone, persone che bisogna affermare. Sindaco, cosa mi dice? Buongiorno a tutti, grazie e sono veramente contenta di essere qui con voi stamattina, grazie dell'invito. Intanto che introducevate l'argomento mi è venuto in mente proprio recentemente un discorso che ho fatto con la mia caserma dei Carabinieri. Negli ultimi anni abbiamo assistito tutti quanti alla riforma del codice penale, soprattutto alla riforma Cartabia, la quale ha inserito un aggravante secondo noi alle procedure, cioè il fatto che ci deve essere una denuncia per poter intervenire, mentre prima la situazione era un po' persa. Non doveva esserci per forza un atto di denuncia o un atto di verbalizzazione di un qualche reato per far intervenire le forze dell'ordine. Questo ovviamente dal nostro punto di vista, sia io come responsabile della comunità, sia dal punto di vista delle forze dell'ordine che operano sul territorio, complica notevolmente le cose, proprio perché, ad esempio nel caso dei femminicidi, le donne non sono così portate a denunciare o comunque devono essere un processo molto che le convinca che non sono loro la causa di quello che sta succedendo, c'è un essere maltrattante, un essere che non ha rispetto per le persone. E questo purtroppo la riforma del nostro codice penale non ha facilitato questo processo di consapevolezza. Questa è un'altra delle cose su cui dobbiamo fare un attimo di senso critico e bisogna modificare la normativa. Per fortuna che era una donna, dico, che ha fatto questo. No, per fortuna, o per disgrazia, perché a questo punto lei, come l'ha spiegata molto bene, conoscendo anche le case, non so se è una fortuna o una disgrazia delle volte avere donne che partoriscono queste cose, perché è un parto anche stato molto lungo questa riforma e poi ci ritroviamo come ci ritroviamo. Elena Bertorelli, lei come presidente della Casa del Consumatore del Veneto, io ho detto siamo diventati un oggetto, un bene di consumo a piacere per certi uomini, non tutti per fortuna, ma noi dobbiamo andare a parare là a quelli che non riescono a capire la fortuna di avere, ecco, questa donna al fianco, questa donna che veramente ce la sta mettendo tutta, sia in caso di malattia che in caso di lavoro, per resistere, per sopravvivere, quello che non fanno di sicuro loro, e continuo a dirlo. Prego Elena Bertorelli. Buongiorno Mirella e buongiorno alle ospite, sindaco Tomasella, grazie dell'invito e un saluto a tutti i telespettatori. L'argomento è sicuramente molto grave e quello che ha detto lei Mirella per quanto riguarda soprattutto la parte delle donne che si fidano, le donne oggetto, l'abbiamo visto recentemente, penso in tutti i telegiornali, dove una donna è stata servita a tavola completamente aspersa di cioccolata insieme al buffet di dolci. Questa immagine ha per fortuna, e questo mi ha in qualche modo rassicurato, generato un grande scandalo e questo è stato dimostrato dal fatto che se ne è parlato su tutti i telegiornali, perché in questo modo servire una donna, non dico nuda ma insomma poco vestita, cosparsa di cioccolata insieme ai tiramisù e ai gran caramel, non mi sembra un atto etico, un atto di rispetto nei confronti delle donne ma anche di tutte le persone in generale. Chi si è accorto di questo? In quel momento, in questo resort 52 stelle, una ragazzina di 14 anni che ha detto a suo papà: papà guarda che schifo, andiamo via. Quindi grande fiducia anche nelle giovani generazioni, queste ragazzine che probabilmente a scuola imparano presto quello che vuol dire essere rispettate. Questo mi ha dato un po' di fiducia e di speranza. Per il resto grandi lettere di scusa Mirella da parte del resort, però alla fine è successo, cioè alla fine c'è stato l'evento. Quindi sì, è gravissimo. Per quanto riguarda la riforma,
confermo assolutamente le parole della sindaco Tomasella, perché naturalmente nell'ambito dei codici rossi o comunque delle violenze o delle lesioni o delle molestie nei confronti delle donne, oggi come oggi c'è bisogno di una denuncia querela. Non sempre le donne hanno la forza di farla, perché temono ritorsioni dal marito, dal compagno, dal fidanzato, quindi dobbiamo unirci noi donne per chiedere una modifica. Sono arrivata, però devo passare da te per un caffè tarda mattinata. Ci sentiamo dopo. Ciao, ciao. Abbiamo sentito che la sindaca Tomasella va a bere un caffè fra poco. Sindaco, ecco, come commenta queste parole molto importanti che ha detto anche la Presidente Bertorelli, nel senso che non va bene, non va proprio bene. Ma allora io mi domando, lei fa parte anche di un partito importante che è anche al governo, sindaco, che forse dobbiamo svegliare queste donne in Parlamento. Se le cose non vanno e non vanno bene, prima di firmare e di accettare, perché qui qualcuno avrà pur firmato, non è che la Cartabia ha presentato e vai. Cioè, non si può capire che bisogna intervenire in altra maniera. Noi abbiamo il braccialetto elettronico che viene messo solo in casi estremi e dopo chissà quante peripezie per riuscire a metterlo. Abbiamo ancora la donna con i bambini, con i ragazzi che deve abbandonare la casa e lasciare dentro questo maledetto uomo che l'ha picchiata, l'ha seviziata, ne ha fatto di tutti i colori e lei se ne deve andare. Pensate che traumi, lo dico sempre, ma lo ripeterò sempre, è possibile che non riusciamo a cambiare. Adesso c'è Giorgia Meloni, una donna al governo, io andrò a parlarci, no veramente andrò a parlarci, perché non riesco a capire dove vanno a parare. Sindaco, non riesco a capire dove vanno a parare. Abbiamo gli anziani soli, adesso apro le scuole, non abbiamo insegnanti, hanno fatto uno sbaglio i burocrati, la burocrazia, hanno cancellato, ma stanno lavorando o stanno giocando con noi? Stanno aumentando i prezzi, poi ne parleremo, ecco, sapendo che abbiamo delle pensioni e degli stipendi che non ci permettono neanche più di sopravvivere con questi soldi, con questi stipendi che loro hanno d'oro, che non se ne fregano altamente di quello che sta succedendo in giro. Ci sono solo le nuove elezioni europee, regionali, mantenere la poltrona. Cioè lei è una brava persona, sindaco, se no io non l'avrei invitata. Io cerco di portare in trasmissione delle brave persone, indipendentemente dal colore politico, che non me ne può fregare di meno. Ma cosa sta succedendo? Siamo a pezzi, sindaco, come paese. Voi siete in prima fila, siete l'unico riferimento che hanno i cittadini, l'unico riferimento, e avete una coperta corta, incredibilmente corta. Avete degli stipendi bassissimi e siete responsabili della salute dei cittadini, di trovare le case, di trovare lavoro, dei giovani, del sociale. Ma sindaco, non è ora veramente che ci svegliamo? Ha ragione Mirella, e facendo questa attività da amministratore, io non credo di essere un bravo politico sinceramente, però metto tutto il mio cuore per essere il bravo amministratore della mia comunità. In questi 15 anni, perché ormai sono più di 15 anni che faccio volontariato all'interno della mia comunità, come amministratore, più altri penso 10 passa da volontaria nelle associazioni. Io mi sono fatta questa idea. La strada più semplice, che purtroppo negli ultimi decenni ha determinato l'oscillazione del lago della bilancia nella scelta di una normativa piuttosto di un'altra, è che è più facile se le persone vengono intese come numeri invece che come esseri umani. Anche quando partecipiamo a dei bandi di contribuzione europea, ad esempio, ci chiedono statistiche, numeri e numeri su cui fondare gli obiettivi che noi intendiamo raggiungere. Ma gli obiettivi sono le persone, sono gli esseri umani, è la comunità che noi rappresentiamo. Non possiamo ragionare con i numeri, perché se un progetto va bene per 100 persone, però ci sono anche progetti fondamentali che sono utili per 4 persone, e sto pensando a 4 persone che magari hanno una disabilità gravissima oppure una malattia rarissima. C'è una pubblicità che vedo molto diffusa in queste ultime settimane su tutti i canali televisivi, che mi piace molto, che dice: le malattie rare sono rare
perché colpiscono poche persone nella loro rarità, ma messi insieme sono la stragrande maggioranza delle persone che sono vittime di queste malattie rare. Quindi il punto di vista deve cambiare, non numeri, ma persone al centro dell'attenzione della politica, dell'amministrazione, delle persone che rivestono dei ruoli. Ma questo non è semplice, perché invece ragionare con i numeri è più facile di ragionare con una materia che è molto volubile, che non è tangibile, che è quella dei sentimenti, delle emozioni, del fatto che siamo persone non solo fatte di carne, ma siamo fatte di testa, di cuore, di anima, e questo è molto difficile. È vero, Sindaco, però io chiedo a Elena Bertorelli i numeri, voi avete i numeri, noi stiamo veramente dando i numeri, perché i numeri servono ai burocrati che comandano questo Paese. Noi abbiamo un parassitismo che fa rabbrividire. Noi paghiamo persone che non producono e non paghiamo gli operai, le persone che lavorano veramente fisicamente, le abbiamo relegate all'ultimo posto, abbiamo i cittadini consumatori all'angolo. Ieri si parlava con la Confartigianato di tutte queste schedine che abbiamo nel portafoglio, dove abbiamo dato i dati al mondo intero, senza capire il danno che stavamo facendo anche a noi stessi, questi dati sensibili. Perché? Perché qualcuno permette questo, perché a qualcuno servono i numeri. Ormai si va col carrello, diceva ieri sera ieri mattina il mio ospite, a fare la spesa di numeri, di dati. Ma vi rendete? Sono i nostri dati. Questi entrano nei nostri conti correnti, nel nostro sistema. Abbiamo sentito ieri gli hacker. Allora, come Federconsumatori, io ieri le ho mandato anche questa telefonata drammatica di questa signora anziana che è stata truffata, nel vero senso della parola, raggirata, ha messo la firma, poveretta, involontariamente, però non è che la firma dica tutto, e infatti io ho chiamato lei e ho dato nome e cognome di questa persona per cercare di aiutarla. Ma si può continuare così? Voi non siete ascoltati, siete in tanti ma non siete ascoltati, voi fate del vostro meglio, voi date dei numeri reali, quello che si potrebbe fare e quello che non si deve assolutamente fare. Ma vi sembra di essere ascoltati? I sindacati non sono ascoltati, voi non siete ascoltati, i sindaci non sono ascoltati, gli insegnanti bravi non sono ascoltati. Ma chi dobbiamo ascoltare? I parassiti? Prego, Bertorelli. Allora, grazie Mirella. Casa del consumatore. Allora, la signora si è rivolta a noi come Casa del consumatore per uscire da quella che noi abbiamo definito una vera e propria truffa. Infatti stiamo raccogliendo il materiale necessario e poi andremo a fare querela di truffa. Noi come associazione consumatori certamente è importante l'umanità e la comprensione, però siamo abituati, abbiamo un'asticella di intervento molto più sul concreto. Questa signora è stata portata a una firma da parte di un individuo, non mi sento di chiamare una persona che lavora così, un individuo che se l'è trovato all'interno del proprio condominio senza neanche aver aperto lei il portone del condominio. Quindi lei si è trovata alla porta della sua casa, dentro il condominio, questo figuro che si è presentato come un rappresentante di una agenzia di fornitura di luce e gas e dicendo che comunque lei doveva firmare perché lui, poverino, doveva dimostrare alla sua azienda che ha lavorato. La signora ingenuamente, in buona fede, perché poveri questi ragazzi, quest'uomo di 35-40 anni di media statura, ricciolino, con colori scuri, cadente italiana pura. Lo dico perché a Vicenza questo è successo, se qualcun altro ha firmato in questo modo, contatti Casa del Consumatore, perché poi alla signora ha posto questa firma. Questo individuo ha portato via completamente tutto, quindi non sappiamo neanche cosa ha firmato la signora. Cioè potrebbe addirittura aver firmato, non so, un testamento, dico così per dire, però questo signore sapeva tutto di lei. Cioè io non capisco queste anagrafiche che dovrebbero essere custodite come bene prezioso.
non capisco come questi individui possano appropriarsi di cose come data e luogo di nascita prima ancora di aver in mano una bolletta, perché se noi diamo in mano la bolletta, le persone naturalmente, l'individuo vede tutto, quindi noi le bollette non le facciamo vedere mai a nessuno, mi raccomando. Nessuno deve aprire a nessuno, cioè vi suonano il campanello, non aprite neanche se sono vestiti da carabinieri, perché ci sono i finti carabinieri. Chiamate in caserma e dite: buongiorno, sono la signora Taldicani, è previsto che un carabiniere di vostri venga a casa mia oggi? Sì, no. Se no non si apre, se sì, e si apre. Quindi non possiamo fidarci più di nessuno. Anche in questo caso vittime predestinate sono sempre le signore, le donne, anche lì. Cioè noi statisticamente accogliamo le vittime che in stragrande maggioranza sono donne, perché questi individui vanno la mattina a ora di pranzo, quando a casa di solito ci sono le signore, mentre magari i mariti sono al lavoro. Anche lì siamo già vittime predestinate, Mirella, capisce? Capisco, sì. Abbiamo anche Rinaldo, poveretto, l'ho fatto aspettare. Ciao Rinaldo, ma hai capito Mirella, l'importanza di sentire anche queste voci importanti sia del sindaco che della presidente della Casa del Consumatore del Veneto. Vai Rinaldo. Comunque Mirella, che voglio dire, quello che è il femminicidio, innanzitutto l'ergastolo senza neanche fare del processo, mettono in galera e sanno là. E chi che struppa donne, bambine e robe così, è la castrazione chimica, subito, immediatamente, e che passa in voglia, devono risolvere il problema. Ma cosa ne mi sembra? Anche le donne che viene al governo, cosa viene? In Parlamento facevete bene a dire cosa? Ma chi è che fa qualcosa? Adesso 15 milioni di italiani sono in vacanza, è il primo turno, è il secondo turno 12, adesso con il settembre neanche 10, e ora dove siamo i poveri? Dove siamo? Ma non sono altri vinti che c'è casa che lavora a partire che va via, ma che fiamme nei conti, ma giri per i supermercati, giri a vedere i prezzi. Hanno fatto, ho venduto frutta e verdura a 65 anni, da che non me ne intenda. Al mercato, non è quello che fa vedere le ore. Al mercato fa la merce, il prezzo della merce, lo fa il mercato. Se ne sono quintali di roba e costa un franco. Se ne vende 5 quintali e costa 10 centesimi. Però cosa vuoi far vedere? Perché i figlia a 5 euro, che ti compravi la pianta in Sicilia una volta. Ma è vergognoso. Anche il pan 7 euro, 6 euro. Che viva sul pan, sulla carta igienica. Torneremo a fare virgole come si faceva una volta. La carta igienica con l'IVA. Ma dove siamo arrivati? E dopo un ministro è stato a spendere 20.000 euro e dai portaborse nati 3.000, i skype a telefono con l'opera nati 1.500, ma siamo italiani, vediamo se fuori, e dopo si accappa quei sindaci che sono gli ultimi e che sono quelli che hanno più problemi di tutti da risolvere e ciapa manco scrive tutti. Cari sindaci, deve echare il Dio e che saranno al governo. In 10 minuti nasce una rivoluzione, questo doveva fare, no che tutto ricada solo a voi altri, paese a te. E vuole 8 volte più di un ministro, va bene, basta che ti vadi quando ti fai le cose al Senato, che ne manca, che ne 100 invece che 300, che ne manca qua, che ne manca. E salta anche ella che salvava in chiacco con le maniera, ma cosa non li metti? Non il prosciutto, mi mette mortadella, prosciutto sano, negli occhi, ma non se ne imbacia mai, e capiamo le robe. Bisogna che se ricordemo con dei locali, e basta. E invece c'è anche tanti buoni, brava gente che qualcosa fa, ma c'è più quelli che approfitta e che si arricchisce, perché i politici di adesso, i vestiti, chi va a comprarsi al mercato, alle strade, adesso diventano i ministri, i vestiti sartoriali, da 7-8 mila l'uno, mi conosco perché mi facevo con potere. Ma allora, cosa ti pensi? Un povero
che la mia euro di pensione, che sei fortunato, come lo so per dire? Grazie al nostro Rinaldo, andiamo in pubblicità. Ciao Mirella, ciao. Per gli ospiti. Ciao. Salve Rinaldo. Le bollette sono pesanti, le bollette, quelle sì, specialmente quando è finito il caldo, adesso che si comincerà a riscaldare, comincerà a essere pesante la cosa. Siamo preoccupati per tutto, prima cosa, e sicuramente sul riscaldamento, nel senso che abbiamo paura di un inverno freddo, per cui sarà la voce che ci preoccupa un po' di più sul gas, sulle bollette in generale. Le bollette che arriveranno, noi abbiamo speso delle cifre folli per il riscaldamento autonomo. Le bollette e anche l'affitto. E come si va ad ovviare a questo problema? In cosa si taglia? Una parola. Ci sono sempre stati i rincari e sono mesi che vanno avanti. Io ricordo che si spendevano, non so, 60-70 euro, adesso arrivi oltre i 100 sempre per delle spese banali, insomma non esagerate. Poi sarebbe importante che togliessero il gas rispetto all'elettricità, perché adesso sono legate. Questo è decisivo sulla bolletta della luce. La pensione, quella mi preoccupa, talmente scarsa che non seguo più i rincari e sono loro che inseguono me. Difficile tagliare, cioè sulla spesa forse, perché poi non riesce a pagare se non le tasse. Per una donna di casa dire cerco di usare meno il forno, quindi cerchiamo di fare alimenti dove invece di avere la necessità di usare il gas 2 ore, lo usi 1 ora, ipoteticamente, così. Si abbassano i gradi della caldaia, per forza, e si tiene un maglione in più. Finché ce la farò, qui pochi risparmi, ok, poi si vedrà. Abbiamo cercato di comprare libri usati, così, o cercando da amici che magari avevano figli che facevano la stessa scuola, che ce li prestavano, fortunatamente ci sono, per forza poi la scuola su quella non possiamo rinunciare. Penso che alle superiori ci siano spese importanti. E la pensione è sempre quella. Ed è finito anche il superfluo. Ed è finito anche il superfluo. Allora, Elena Bertorelli, avete sentito come rispondono, pacate, sapendo benissimo cosa fare, dove andare a parare, come risparmiare. Ecco, io le metterei al governo queste signore qua, veramente, queste le metterei al governo. Queste sanno come arrivare a fine mese e cosa bisogna tagliare i rami secchi. Prego Bertorelli. Sì, ha ragione Mirella, perché abbiamo ascoltato delle testimonianze di persone che hanno chiaro il polso della situazione, cioè la gestione di quella che è la società primaria all'interno dell'Italia, cioè la famiglia. Ha ragione perché sanno far tornare i conti. È altrettanto vero che sento con un po' di tristezza una nota di rassegnazione che non vorrei più sentire nei cittadini italiani, sinceramente, perché c'è questo senso di impotenza verso quella che lei giustamente ha citato, questi burocrati, questa macchina burocratica che erode i risparmi. Gran parte dei risparmi sono già stati erosi, lo voglio ricordare, da parte del crack delle popolari venete per quanto riguarda i veneti, quindi quei tesoretti che molte persone si erano messe da parte anche per queste circostanze di aumenti imprevisti non ci sono più. Quindi il signore che dice sì, non sono più io che guardo ai rincari, ma sono i rincari che guardano me, perché il potere d'acquisto di pensioni e di stipendi oramai sono uguali da 20 anni, quindi il potere d'acquisto di quello che riceviamo purtroppo va via via erodendosi, mentre al di fuori abbiamo, anche qui devo dire anche un numero Mirella, abbiamo un rincaro del 50% per quanto riguarda luce e gas rispetto alle bollette dell'anno scorso.
Quindi l'ARERA, che è l'autority che gestisce luce e gas, ha già avvisato il governo che ci sarà un nuovo aumento verso la fine del 2023. Quindi cosa fare? Allora, no, ferma Bertorelli, perché cosa facciamo adesso? Ascoltiamo Paolo da Montagnana, se no mi cade la linea. Vai Paolo. Mirella, buongiorno a te e ai tuoi ospiti. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, ieri Mirella, sono andato ieri mattina al supermercato con la mia signora, no? E senti tantissima gente che si lamenta di questi prezzi aumentati alle stelle, una cosa pazzesca, no? E va bene, continuiamo a fare la spesa nella maniera più a risparmio, non si prende cose magari che sono un po' care, si prendono quelle che costano meno. Poi ieri sera ho guardato una trasmissione dove c'erano dei politici, litigavano per il debito pubblico, che l'hanno causato loro e a noi ci tocca pagarlo. Questi Mirella, sì, sai che io sono sempre per quelli che sono stati gli statisti in Italia, no? Questi litigano perché hai fatto te, ho fatto io, sto facendo qua, sto facendo là. Ma io mi chiedo, questa politica delle nuove generazioni, no? Cosa stanno facendo per noi? Praticamente ci stanno portando alla rovina. Io penso così. I prezzi sono aumentati del 15%, gli stipendi non l'hanno neanche toccati, non parliamo delle pensioni, io sono pensionato. E questi vanno in televisione vestiti tutti da fighetti, tutti pettinati, sembrano solo dei fighetti che non sanno neanche parlare, secondo me, no? Allora no, io dico no, a questo punto no, andatevene tutti, ma parlo per tutti a casa, perché non potete darvi la colpa uno all'altro, no? Dovete essere delle persone pacate e brave ad amministrare. Questi non sanno cosa costa un litro di latte o un chilo di pane, perché quei stipendi che hanno loro non ne frega niente, no? Allora io dico, no, a questo punto, no, perché aumentano tutte queste cose? Loro, come hai detto te Mirella, con queste schedine che abbiamo in tasca ci hanno schedato, sanno vita, morte e miracoli di cosa abbiamo, no? La benzina l'hanno portata a 2 euro come il gasolio, i diseducati, gli italiani, se in ferie, a impinare strade, cosa ne fregano altri a tirare via accise o tirare via quello che sei le cose del Belice, del terremoto, del qua, chi ha messo sulle benzine. E tutti al condizionatore in casa perché non siamo più buoni, noi ringraziamo Dio perché il caldo non mi dà fastidio, ma i air condizionatori italiani, magari degli anziani, poriti che il caldo gli aumenta i boetti. Questi ne spia dal dedrio e ne frega sul davanti. Grande Paolo, è vero Paolo. Bravo Paolo, devo andare avanti Paolo, comunque sei stato molto chiaro e ti ringrazio. Tomasella, come sente, ecco, hanno fiducia in voi, nei sindaci, è vero, non mettono assieme sindaci e politica, voi siete una cosa diversa per loro, perché vi date da fare, perché siete sul pezzo, avete cercato di fare anche l'unione dei sindaci, state portando avanti, parlate di fusione, di unione dei comuni, cercate di portare delle cose veramente importanti, ma avete la coperta corta, non ce la farete sindaco, non potete farcela in base alle esigenze che ha il territorio, ma soprattutto, come ha detto lei, non dobbiamo parlare di numeri, lasciamoli alla Bertorella, parliamo di persone, di servizi alla persona. Prego sindaco. Devo dire che è gratificante che la comunità ci distingua appunto dalla parte politica. Però voglio dire, politica deriva appunto dal termine greco polis, che significa gestire nel miglior modo possibile la propria comunità. Cioè, questo è fondamentale, altrimenti veramente ci troveremo in uno stato di anarchia che non è che offre servizi, l'anarchia, anzi è distruttiva. Quindi quello che noi amministratori cerchiamo di fare, perché alla fine siamo cittadini che viviamo la nostra comunità. Io ho 2 bambini, il latte vado a prenderlo anch'io al supermercato e sono scioccata dal fatto che costa, però so quanto poco di quel costo arriva ai produttori di latte.
Cioè, la nostra agricoltura è la base su cui deve fondarsi la nostra società, ma non c'è una dignità, non c'è una dignità nel mondo economico, non c'è una dignità nel mondo sociale. Noi amministratori stiamo cercando in tutti i modi di tenere alta la bandiera della dignità, nel senso che siamo delle persone che mettono il tempo a disposizione per risolvere i problemi della comunità, non per generarne altri. Però devo dire che da questa macchina burocrate che abbiamo sopra la testa, a noi sindaci arrivano solo ulteriori problemi e spetta a noi, insieme al nostro segretario comunale, insomma, noi appunto mettiamoci insieme, facciamo le unioni, facciamo le fusioni, cerchiamo noi di trovare come declinare la soluzione sul territorio, però devo dire che ultimamente i problemi che ci vengono calati dall'alto sono proprio tanti e a volte i cittadini ovviamente vanno allo scontro. Neanche noi a volte riusciamo a dare risposte così pronte, perché ci vuole tempo per ragionare, per capire qual è il margine di manovra che io sindaco posso avere, che leva posso avere in mano, cosa mi è rimasto, perché giustamente anche noi siamo poveri di strumenti, poveri di leve, al fine di risolvere i problemi. E quando invece riusciamo a risolvere il problema, questo è un carico. Noi, vuol dire che stiamo facendo la cosa giusta, ma non tanto per noi come singole persone, singoli sindaci, ma è la cosa giusta per la nostra comunità, quindi credo che questo sia un grazie che vogliamo dare ai nostri cittadini che ci hanno dato fiducia. E soprattutto, sindaco, mi scusi, il mondo del volontariato che vi supporta, cosa fareste senza il mondo del volontariato? Perché voi alzate il telefono e arriva il mondo del volontariato, vi aiuta, non chiede, anzi supporta, dà, e poi ci troviamo il minestrone anche in regione, adesso siamo RUMS, chissà, cambiamo continuamente parola, tasse, spese, su un volontariato che ha sempre dato, poveretto, cosa ci stanno facendo? Voi non avete idea, voi non sapete perché non siete all'interno di questi meccanismi, guardate che c'è un minestrone pazzesco, hanno messo dentro di tutto e di più, e però noi resisteremo, certo che resisteremo, e come resisteremo? E rilanciamo, vediamo chi la vince alla fine, vediamo. Allora Bertorelli, come diceva il nostro Paolo, veramente una situazione raccapricciante e dir poco, perché stanno colpendo proprio la classe che metteva in giro il circolo, il denaro, che sono veramente le persone che andavano anche in vacanza. Guardate che le famiglie sono sparite dalle vacanze, ve lo dice la Mirella, credetemi. A Bibbione, veramente una serata bellissima che facevano animazione, c'erano solo stranieri. A Bibbione c'erano solo stranieri, un italiano, uno. E dappertutto è così, Sono stata a Pianezze, Bertorelli, domenica, c'erano le famiglie col picnic, dove una volta erano tutte le trattorie piene che mangiavano pane e salame, pane e soppressa, pane e formaio, ma si fermavano nelle osterie per staccare, tutti col picnic qua a Borsetta, in mezzo ai prati, bellissimo da vedere. Ma poi facciamo capire, ecco, vogliono staccare la spina, ma poveretti, cosa stiamo facendo a queste persone? Bertorelli, unitevi e lottiamo. Prego Bertorelli. Mirella, questo dei picnic che è bellissimo, però vuol dire aver disintegrato la classe media. Perché le persone non sono andate in vacanza, e questo lo confermo, anche se comunque adesso i telegiornali ci fanno vedere sempre i posti che sono tutti pieni, eccetera. Tireremo poi la riga e vedremo che percentuali in meno di italiani andate in vacanza, perché le righe le tiriamo a ottobre quando escono i dati. Sai che io sono di numeri, perché comunque i numeri sono fatti concreti, e secondo me ci sarà una percentuale alta di italiani che hanno rinunciato alle vacanze, anche con i bambini, che quindi gli farebbe solo che bene il mare, la montagna, respirare aria pura, per mettere da parte quel poco di risparmio per affrontare quello che abbiamo sentito durante il vostro interessante servizio che è andato in mezzo alle gente, alle persone, perché tutti sanno che ci saranno i rincari di gas e luce e arriva l'inverno, e tutti lo dicevano con preoccupazione. Ma dove siamo arrivati, Mirella? Che dobbiamo aver paura che arriva l'inverno? Cioè, alle volte io ascolto le persone e
mi assale una tristezza, perché siamo in un'epoca di globalizzazione, internet, digitale e così colà e su e so, però alla fine è come se fossimo tornati indietro di 30 anni per quanto riguarda la classe media, perché il picnic è bellissimo, cioè si fanno curare i bambini nel prato, no? Ma se quella famiglia non fosse stata erosa nei suoi risparmi, quei bambini correvano in spiaggia o correvano in montagna oppure mangiavano in trattoria. Questo è il punto, è un gatto che si morde la coda, ma qualcosa dobbiamo cercare di fare comunque. Certo, dobbiamo rilanciare, io sono convinta che dobbiamo fare squadra, tutti assieme e far capire che ci siamo, che devono finirla di decidere loro su cose che veramente che a noi non interessano. Milioni avete sentito con le Olimpiadi, col cemento, mentre i servizi alla persona sono carentissimi, sono carenti. Prego Tomasella. Ma come dicevo prima, il cemento, le iniziative, quelle che fanno grido, sono quelle che si marcano maggiormente nella mente delle persone, no? Quindi il cemento, quante opere pubbliche facciamo, anche a me adesso sto cominciando a dire. Tra poco c'è la nuova campagna elettorale su Codognier, perché ovviamente il mio mandato scade il prossimo anno, facciamo un po' la sintesi delle opere pubbliche fatte. Allora, noi stiamo facendo opere pubbliche, per l'amor di Dio, ma come ho detto 5 anni fa, non si vive di solo cemento, non si vive di solo asfalto, cioè l'essere umano, il centro dell'universo di una comunità, sono i servizi, quello che rendono il welfare, o meglio quindi il benessere della comunità sostenibile e importante, è il volontariato che va sostenuto, perché è quello che è il tessuto che ci permette di intervenire in maniera veloce quando la burocrazia è lunghissima e non riusciamo a dare risposte in tempi celeri. Servizi e volontariato, questo deve essere, come dire, il faro su cui deve organizzarsi l'amministrazione comunale. Certo che poi ovviamente noi ora stiamo portando avanti un importante bando per la costruzione di una nuova scuola media, fondamentale l'opera pubblica per la sicurezza dei nostri ragazzini, sono più di 200 ragazzini che frequenteranno la nuova scuola media, che sarà assolutamente a prova antisismica e adeguata dal punto di vista dell'efficienza climatica. Quindi, come dicevo, non si vive di solo cemento, non si vive di solo asfalto, siamo esseri umani, i servizi, il sociale in questi ultimi anni è esploso, ma se ne parla poco, ma in verità noi tutti viviamo in un contesto di relazioni sociali. Abbiamo, non so, ad esempio un anziano che a un certo punto della sua vita perde l'autonomia. Questo è sociale, va seguito, va preso in custodia, va preso in carico. I nostri servizi sociali sono aumentati come mole di lavoro nell'affiancamento delle nostre famiglie. Stesso problema, ad esempio, del bullismo a scuola non va sottovalutato, perché questi giovani sono il nostro futuro, saranno le persone che dovranno prendersi cura di noi quando arriverà la nostra età in cui perderemo l'autonomia. Il sociale deve essere il faro su cui si concentra l'amministrazione, secondo me. In questo Abbiamo momento. Abano in linea, sindaco, se non mi cade la linea, pronto? Pronto, sono Sergio, buongiorno. Ciao Sergio, Mirella. vai Sergio. Allora, mi devo parlare un po' a lungo. Allora, di tutta questa, mi devo telefonare a finanza perché io sono pensionato e non mi dà nessuna risposta. Mi devo telefonare alla Regione Veneta a picche. Mi devo telefonare ai sindacati non che dei soldi. E ora mi devo risposto ai sindacati che i soldi che per pensione d'oro e vitalizi e gli extracomunitari che viene qua a fare magari spacciare droga e adesso che ha parlato che vengono uccise le donne, chi è che uccide le donne? Anche italiani, d'accordo, però anche gli extracomunitari che viene qua e dopo le cose di espulsione e resta qua ancora e dopo la finanza, che ho telefonato a finanza e che così ho pensionato, sì, e ora mi fa. E ora va a Maldives che là gli dà la pensione lorda e si spende meno sui generi alimentari e tutto. E mi ho risposto, se sa la storia, perché è morto, di nostri nonni sono morti 150.000 soldati perché mi possa assentarmi sul territorio italiano.
Adesso mi dico andare a abbandonare, me ne dico andare ai Maldives perché là si spende manco. E ora i soldi per gli extracomunitari che sei, perché 850 milioni di euro. Dopo aveva un disastro sulla sanità perché mia moglie ha delle patologie, mi ha toccato andare a pagamento 3 volte. 20 minuti di orologio dall'ortopedico, 150 euro dopo 4 punture, 40 euro l'una. Cioè, se no era 6 mesi d'attesa che ho telefonato in 4 posti. Arriva a questo punto, mi costringe anche ad andare a pagamento. E dopo se che telefono perché vuoi mezza giornata per prenotare una visita. Se colpa della pandemia. E per ora mi ho visto prima la pandemia che mia moglie aveva il ginocchio, ho visto che aveva problemi al ginocchio, ho visto che telefonare in 4 a Piove Sacco, a Padova, a telefonare a Rabano, che telefonare in 4 posti, 6 mesi di attesa e sta costretto ad andare a pagamento. 20 minuti di orologio, 150 euro, dopo e punture, 4 punture, 40 euro all'una, non so un pensionato se può vivere. E denuncio 2000 euro di spese per farmacia e questo che altro, insomma, perché mi sono costretto ad andare a pagamento. E dopo va a finire che mi dà la patina nera, butto via i documenti e arrivo qua con i barconi, così in albergo. Abbiamo sentito anche il nostro Sergio D'Abano, grazie Sergio, molto chiaro, vi ringrazio anche perché veramente la vostra voce, guardate che è molto importante, è importante per il sindaco, è importante per Elena Bertorelli, sono importanti perché sono cose reali. Ecco, noi tocchiamo la realtà di tutti i giorni. Prego Bertorelli. Il signor Sergio ha accolto quella che è la situazione e che continuiamo a ribadire questa mattina insieme a lei Mirella, insieme al sindaco, cioè noi tocchiamo proprio la realtà, da noi arrivano le persone, anche da me, come ieri è arrivata la signora che ha avuto questa truffa e quindi dobbiamo dare una risposta. Ecco, noi facciamo quello che ci aspettiamo tutti venga fatto anche dai livelli superiori e questo è il punto. I sindaci perché non vengono paragonati sostanzialmente, vengono un po' identificati non come politici? Perché i sindaci, come noi associazioni consumatori, come lei Mirella con Sveglia Veneti, diamo delle risposte concrete. Entra un signore o una signora con un problema e noi cerchiamo in tutti i modi che esca dalla porta con la soluzione del problema. Ecco, sarebbe quello che aspettiamo anche dai piani superiori, mentre come ha detto bene prima lei, il volontariato, quindi le associazioni consumatori, ma anche tutte, la Croce Rossa, Associazione Italiana Soccorritori, tutto quello che attiene sia al sociale, sia al legale, sia alla sanità, adesso sono sovraccaricati addirittura con le pratiche del RUT, quindi sembra che vogliano stancare chi fa volontariato, nel senso che tamponano i buchi lasciati dalla diciamo politica in generale e vanno ad affaticare proprio i volontari, il volontariato con ulteriori pratiche da sbrigare, ma noi non vogliamo, andiamo avanti, cioè come dice lei noi non vogliamo. La situazione che ci ha appena detto il signor Sergio sulla sanità, sulla necessità di chiamare più volte per avere una visita, la si riscontra anche ovunque in Veneto. Essendo il presidente veneto, ho i report che in tutte le province purtroppo ci sono queste situazioni di grande attesa. Questo probabilmente verrà in qualche modo sanato con i nuovi concorsi per allargare gli organici a livello sanitario. Io mi auguro che avvenga così, perché anche la Regione sta cercando di fare quel che può. Anche la Regione Veneto comunque cerca di intervenire, ma molto dipende anche dallo Stato centrale, perché come dice lei bene Mirella al sindaco, la coperta è corta, quindi tutti stiamo facendo i conti con la coperta corta.
Allora grazie, salutiamo anche Elena Bertorelli, Presidente Casa del Consumatore Veneto. Grazie veramente a Elena Bertorelli anche per questa signora diversamente giovane che da sola di sicuro non riuscirebbe ad avere giustizia, e speriamo che con voi riesca ad averla. Allora Sindaco Tomasello, come ci saluta? Io vorrei salutarvi in maniera propositiva, chiedendo a tutte le comunità di non perdere mai la fiducia nei loro amministratori, nei loro sindaci, e di impegnarsi il più possibile nel volontariato, perché qui non stiamo parlando di una coperta corta. Secondo me qui siamo arrivati alla grandezza di un fazzolettino. Quindi bisogna che ci si aiuti con una sorta di automutuo aiuto, automutuo soccorso. E noi sindaci comunque, a prescindere dai colori politici, dalle nostre derivazioni, abbiamo in mente il bene della nostra comunità, quindi quello che noi stiamo facendo è quello di appunto dare risposte ai problemi senza cercare di crearne ulteriori, perché ripeto, la comunità ci vede come punto di riferimento, hanno scelto noi, ma per risolvere i problemi, non per crearne dei nuovi. Quindi insomma io vi lascio augurandovi una buona giornata con questo buon auspicio, mai perdere l'ottimismo e la speranza. Allora Sindaco, passiamo l'ultima telefonata di Sebastiano. Ciao Sebastiano. Buongiorno signora Mariella, lei e i suoi ospiti. Io volevo dire una cosa che ha detto quella del servizio consumatore, la signora. Ha detto che c'è stato un caso in Sardegna di uno che ha fatto mettere la ragazza sul tavolo nel buffet. Io la coppa, oltre che la do a quello che è a titolare, io gliela darei anche la coppa alla ragazza, perché la ragazza si doveva rifiutare. La ragazza doveva dire: io siccome non sono un oggetto, tu prendi a tua moglie, prendi a tua figlia e li metti tu a tua moglie e ai tuoi figli sul tavolo, a me non mi ci metti. Quindi la responsabilità è anche della ragazza, purtroppo. Poi secondo cosa è quando dicono attenzione alle truffe, ma le truffe non sono soltanto quelli che ti vengono dentro la casa, ti vengono anche per telefono, ti truffano. Quando tu ti chiamano, ti dicono per esempio: Sebastiano, tu dici sì, e loro ti registrano e ti fanno i contratti tramite quel sì. Allora quelle chiamate dovrebbero vietarle a farle, quelle di là sarebbero di dire: tu puoi fare la chiamata, però tu mi spedisci tutta la documentazione, nell'atto che io ti firmo, quella documentazione è valido, ma non che tu mi dici per fregarmi, mi dici Sebastiano, è normale che io ti dico sì, quel sì ti fanno il contratto e ti arriva il contratto e tu da un gestore a un altro gestore. Quindi per me quella è la vera truffa e nessuno ne parla però. Quella è una truffa legalizzata che lo Stato dovrebbe prendere provvedimenti e vietare queste chiamate, chiudere queste aziende che fanno queste truffe. La ringrazio signora Biella e buongiorno. Grazie Sebastiano, noi ne abbiamo parlato anche nella trasmissione di Sveglia Veneti, non solo quest'anno ma anche l'anno scorso, però purtroppo tu sai che poi il pallino passa in mano ad altri con delle leggi più severe che ancora non arrivano. C'è lo sconosciuto che può arrivare tranquillamente all'interno dei nostri appartamenti, dei nostri condomini, e là purtroppo cade il pelo perché non puoi fare niente. Ecco, grazie che ci sono questi consumatori, questi consumatori, tutti e due, che forse hanno capito l'importanza anche di iscriversi e di chiamare non solo Sveglia Veneti ma anche loro, perché veramente assieme forse riusciremo a sconfiggere questa piaga che è diventata anche questa una piaga sociale. Con queste truffe ogni mattina ne abbiamo una. Grazie a Elena Bertorelli, grazie a Luisa Tomasello, grazie Tomasella, grazie a Sebastiano. Pubblicità. Grazie Mirella. Grazie.
Sono assistente sanitaria da quasi 10 anni e ciò che mi piace del mio lavoro è quello che di fatto la caratterizza, ovvero l'attenzione alla prevenzione e alla salute dell'intera comunità. Essere assistenti sanitari infatti presuppone uno sguardo sia verso l'individuo ma anche al contesto che le persone vivono. Nella mia esperienza lavorativa ho lavorato prevalentemente al servizio igiene e sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione occupandomi di vaccinazioni. Molti episodi della realtà lavorativa mi vengono in mente quando penso a come approcciando alla singola persona in realtà lo sguardo era sempre rivolto alla salute dell'intero contesto al quale la persona appartiene e i contesti nel quale vive. Essendo poi un lavoro strettamente legato alla comunità, il lavoro stesso muta sulla base di quelli che sono i cambiamenti che avvengono all'interno della società e della popolazione, e questo lo rende sicuramente un lavoro dinamico e in continua evoluzione, anche perché i bisogni di salute della comunità cambiano. Aver fatto questo percorso mi ha permesso di avere delle maggiori consapevolezze su quello che è la mia salute e la tutela della salute dell'individuo e appunto come già detto più volte della comunità. Ed è stato molto piacevole per me vedere questa ragazza, questa giovane, che sono il nostro futuro. Avete sentito con quanta pacatezza, ma centrando l'obiettivo, perché ha parlato di servizi alle persone. Ha parlato di una cosa fondamentale. Ne parleremo questa mattina. Abbiamo in studio il dottor Alberto Coppe, direttore professioni sanitarie ULSS 2 Marca Trevigiana, che ringrazio anche per questi video. Saluto anche la dottoressa Valentina Minardi, Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione della Salute, collegata con noi da Roma. Grazie anche lei, dottoressa, di essere qui. Ecco, partirei proprio con lei. Come commenta questo video che abbiamo appena visto, dottoressa? Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. No, mi sembra una bella iniezione di entusiasmo. Abbiamo bisogno di ragazzi giovani che abbiano la passione per il lavoro di prevenzione nel campo, soprattutto dove le persone vivono. Quindi insomma, bellissimo messaggio, bellissimo video. Ecco, salutiamo anche il dottor Coppe. Allora, ha sentito anche la dottoressa Minardi che ha detto bellissimo video, importante, si parla di prevenzione che è il segreto poi un po' di tutto, la prevenzione vuol dire essere più sicuri, stare bene, ecco, la prevenzione è importantissima, forse che facciamo noi più donne che gli uomini, devo dire la verità, ci siamo messe molto in gioco, specialmente negli ultimi anni per fare prevenzione. Prego Coppe. Guardi, sono felice intanto di essere qua e saluto la dottoressa da Roma, lei, tutto il suo staff e gli ascoltatori soprattutto, perché una volta all'anno facciamo una carrellata anche come promozione delle professioni sanitarie che hanno in Treviso, come azienda locale sociosanitaria, chiaramente con la partnership dell'Università di Studi di Padova, una promozione sui canali di laurea delle professioni sanitarie attivi in Treviso. Perché? Perché ne abbiamo tanto bisogno di professionisti sanitari e quindi entriamo nelle scuole superiori per promuovere le professioni sanitarie. Il video che avete visto poc'anzi riguardava le assistenti sanitarie, una delle tante professioni sanitarie, dei 6 corsi, il prossimo anno saranno 7 corsi universitari attivi in Treviso. Le assistenti sanitarie sono coloro che lavorano principalmente negli ambulatori vaccinali, ma non solo, perché fanno promozione della salute, ossia mettono in atto degli interventi di salute pubblica per prevenire le malattie. Quindi più lavoro fanno le assistenti sanitarie e i medici che lavorano al Dipartimento di Prevenzione e meno malattie e quindi meno pazienti avremo negli ospedali. Abbiamo Italo da Padova, non so se è Italo Guglielmo, ben arrivato. Cara Mirella, buongiorno a te e ai tuoi ospiti, con i quali mi scuso perché è da un pochettino che cerco di prendere la linea e sono riuscito soltanto adesso. Allora, io volevo testimoniare una cosa. Allora, anch'io, come tutti, vivo il momento economico in maniera imbarazzata. Perché? Perché, per esempio, io ho 75 anni, progressivamente la pensione è stata ridotta di 220 euro,
talora da parte dell'INPS e talora da parte del governo. Ma sai, 220 euro sono veramente tanti. Per fortuna che contemporaneamente i nostri ragazzi sono cresciuti, hanno cominciato a lavorare, quindi noi genitori non abbiamo più l'obbligo di sostenerli con la famosa paghetta o mancetta, che è già un anche mia moglie si è trovata a un piccolo lavoro part-time di mattina e quindi io non le devo più sovvenzionare per le piccole spese, per le sue necessità, perché lei è diventata in questo senso autonoma. Quindi io dico meglio di così, è come se la mia pensione fosse veramente aumentata a vantaggio della famiglia. Però mi vengono in mente due frasi famose. Una è quella di Giulio Andreotti, che diceva: il potere logora chi non ce l'ha. Mi sembra una verità assolutamente incontrovertibile. Ecco, la seconda è quella del Marchese del Grillo, nel famoso film interpretato magistralmente da Alberto Sordi. La pletora dei sudditi, centinaia e centinaia di persone, si affaccia al castello invocando pane, pane, pane. Il Marchese del Grillo esce dalla finestra e dice testuali parole: mi scuso ma sono le sue, non sono mie interpretazioni. Io sono io e voi non siete un cazzo. Questa è la verità. Questa è la verità, ma vuoi che un padrone ricco venga a dare i soldi a me? Certo, se me li guadagno mi dà la mia paga, ma pensare che i ricchi diano la loro ricchezza ai poveri mi sembra un'assurdità esistenziale. Uno nasce povero e sono fattacci suoi, te potevi nascere ricco o strega. E se no vivi da povero senza lamentarti, perché non sopporto le lamentele, capisci? Siamo tutti capaci di lamentarsi. Io metterei una tassa sulla lamentela. Dovremmo avere una specie di microfonetto interno, come uno si lamenta, lo Stato ti manda 5 euro. Bellissima Italo Guglielmo, la tassa sulla lamentela, sulla noia. Grazie. Ho capito, Mirella, 5 euro e basta per chi che si lamenta lo Stato. Grazie Italo Guglielmo, guarda, simpaticissimo. Questa telefonata, ti ringrazio di cuore Italo, ti ringrazio di cuore. Grazie a voi. Dottoressa, come commenta, ecco, sapere anche gestire, ecco, queste fasi drammatiche, ecco, con un senso anche ironico, perché non ci resta altro, dottoressa. Come funziona a Roma, dottoressa? Ci racconti un po' com'è la situazione anche in tema proprio scottante, che è il tema sanitario, il tema del sociale? Insomma, mi farebbe piacere parlare più che altro della prevenzione, perché diciamo è sempre stata la cenerentola della sanità. Se è vero, come gli spettatori insomma ci stanno raccontando, che è sempre più difficile, diciamo, accedere alle cure in maniera gratuita, insomma, con il sistema sanitario nazionale, la prevenzione cerca di reggere, diciamo, la botta di una grossa della pandemia, che ha fatto, diciamo, anche dei danni a quel livello. Quindi tutti i programmi organizzati dalle ASL con i dipartimenti di prevenzione, che sono stati sempre in prima linea in questi anni, sia per la parte della pandemia che invece tutto il lavoro continuo di prevenzione con gli screening, le vaccinazioni e con altre funzioni, diciamo, relative alla prevenzione e alla promozione della salute, hanno avuto grossi problemi. Però ritengo che anche dal nostro punto di vista, diciamo, da Roma, come ha detto lei, le cose si stanno muovendo, c'è tanta buona volontà nelle direzioni di recuperare il ritardo che si è accumulato in questi 3 anni, che ci hanno un po' sconvolto la vita anche a livello sanitario. Ecco, io nel bicchiere lo vedo mezzo pieno, o vorrei vederlo mezzo pieno, ecco. Grande dottoressa, vorrei averlo mezzo pieno. Molto importante ascoltare bene, non sentire, ascoltare. Sì, però dottoressa, per fare prevenzione ci vogliono soldi.
È là il grande problema, perché da sola la prevenzione non parte, ci vogliono strumenti, ci vogliono persone, ecco perché noi ce la mettiamo tutta per fare prevenzione, ma però se non troviamo le porte aperte capisce bene che non la possiamo fare, perché prevenzione vuol dire anche farsi una visita molto più velocemente, quello vuol dire prevenzione, è molto importante, ecco, investire nella prevenzione. Sentiamo Nadia, poi andiamo dal dottor Coppe. Vai Nadia! Ciao Mirella, ciao. Buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, volevo confermare che sono arrivati dei medici stranieri perché ho avuto bisogno di fare l'ecodoppler e una visita cardiologica a mio marito e ho trovato il cardiologo, viene dalla Grecia e quello che il dottore che mi ha fatto l'ecodoppler ha un nome, un cognome egiziano, e non è che siano giovani, sono dottori abbastanza sulla sessantina e è proprio vero che abbiamo bisogno di medici. E come ti sei trovata? Che l'importante è quello, cioè quando sei uscita? Bene. Mi sono trovata bene questo è. E il cardiologo ha dialogato apertamente e mi ha proprio bene. Sono molto contenta di questa telefonata Nadia, guarda veramente le tue telefonate sono molto importanti. Grazie Nadia, grazie, un abbraccio. Arrivederci e buona giornata. Grazie a te. Allora dottor Coppe, andiamo a vedere anche un altro servizio perché il tempo vola ma dobbiamo far vedere le cose importanti di audioproteistica. Andiamo a vedere questo video. L'audioprotesista nel suo centro acustico accoglie un paziente ipoacusico o che comunque ha la necessità di svolgere un controllo uditivo per capire se ci sente bene e nel momento in cui c'è una necessità di intervenire si lavora insieme, si costruisce l'applicazione protesica e poi si segue il paziente lungo tutto il suo percorso di vita e di riabilitazione uditiva. La parte applicativa oggi rispetto al passato diventa molto più tecnologica perché gli apparecchi acustici di per sé sono dei device che possono diventare degli auricolari per poter telefonare, per ascoltare la musica, per le videoconferenze e per tutte le necessità che ormai sono anche dei giovani, non solo dell'applicazione dell'anziano. Figo. È vero, tanto figo. Chi vuole approcciarsi a questa professione deve avere sostanzialmente due interessi, che sono quello della tecnologia e quindi anche di rimanere sempre aggiornati su aspetti che galoppano velocemente e soprattutto deve piacergli il rapporto con le persone, quindi essere molto positivo e molto propenso alla soluzione del problema. E poi ti devono piacere le orecchie. Guardate, è veramente piacevole sentirli. Noi dobbiamo puntare su questi giovani, loro sono nel pezzo, loro non parlano di numeri, loro stanno parlando di persone, di servizi alle persone. Complimenti dottor Coppe, come commentiamo? Beh, questa è la prima e l'unica audioprotesista che abbiamo in azienda come dipendente pubblica, perché gli audioprotesisti, questi tecnici, lavorano quasi al 99% nell'ambiente privato presso i negozi e le fabbriche, diciamo, dove fabbricano e dove installano questi apparecchi acustici per le persone che ci sentono un po' meno. Il dottor Benazzi della nostra azienda ha voluto fare un investimento. Che salutiamo, certo. Ringraziamo veramente. Ha voluto fare un investimento perché abbiamo il corso di laurea attivo a Treviso e sforna in media una ventina di tecnici delle audioprotesi annualmente. E quindi ci serviva una ragazza giovane come tutor, come coordinatrice del corso e chiaramente lei lavora metà servizio presso il corso di laurea per gestire tutti gli studenti e l'altro metà servizio lo lavora presso
l'unità operativa complessa di audiologia diretta dal professor De Filippis, un professore universitario, e che quindi collima la parte teorica della scuola alla parte anche pratica dove questi ragazzi fanno il loro tirocinio. Avete visto, è giovanissima ed è preparata. È preparata ed è un vanto per noi avere alla guida dei corsi di laurea delle persone giovani, perché facciamo un investimento per il futuro. Allora, per non dare i numeri, diamo dei numeri certi e concreti. Cosa sta succedendo nel nostro territorio con questi giovani e con questi ragazzi? Le iscrizioni, i numeri. Prego, dottor Coppe. Allora, noi abbiamo chiuso il 14 di settembre le preimmatricolazioni universitarie, perché qualsiasi corso di laurea attivo a Treviso... 14 settembre che deve ancora arrivare? No, abbiamo chiuso martedì scorso. Ah, martedì scorso. Martedì scorso, ho sbagliato io, le preiscrizioni universitarie. Sì. Adesso il 18 di questo mese faranno il quizzone universitario perché i posti sono a numero chiuso, come per i medici. Allora, a Treviso noi abbiamo circa 900 studenti dei 6 corsi di laurea delle professioni sanitarie. Diciamo che ogni corso di laurea dura 3 anni, quindi abbiamo le assistenti sanitarie che prima abbiamo visto nel filmato, le audioprotesiste, abbiamo gli igienisti dentali, gli infermieri, che sono circa il 50% di questi 900 attivi a Treviso come corso di laurea. Poi abbiamo i tecnici della radiologia e le ostetriche. Sono corsi importanti, necessari per l'assistenza diretta ai pazienti. E dal prossimo anno, grazie qui a un interessamento efficace ma anche efficiente del direttore generale, abbiamo avuto la collaborazione universitaria per cui attiveremo quasi sicuramente a Treviso il corso di laurea dei tecnici di laboratorio, quindi una grande carrellata di professionisti della sanità che assieme ai 6 anni di medicina già attivi a Treviso portano a Treviso circa 1800-1900 studenti sanitari. Di questi 1 migliaio delle professioni sanitarie e 600 medici, futuri medici. Quindi diciamo riusciamo con questi numeri a riempire la grande tecnologia che si sta attivando in tutti gli ospedali e nel territorio della nostra azienda e soprattutto quei grandi edifici di cui quello di Conegliano Veneto, ad esempio, inaugurato la scorsa settimana dal governatore del Veneto con la posa della prima pietra, e il grande ospedale di Treviso, che adesso in autunno entreremo nel nuovo stabile edificio 29, chiaramente ha bisogno sì di strumentazione del cemento e delle logistiche innovative e fatte per migliorare l'assistenza, quindi tutte camerette da 2 con i servizi igienici in stanza, cioè edilizia innovativa nell'arte sanitaria, ma ha bisogno soprattutto delle risorse umane. E loro abbiamo detto, per avere le risorse umane in un periodo di crisi demografica, dobbiamo portare la scuola universitaria fuori da Padova, ossia anche nelle città importanti. Treviso ne è una di queste, quindi avendo i professionisti che studiano in Treviso avremo anche un futuro garantito di professionisti che poi verranno assunti nelle aziende sanitarie. Allora, dottoressa Minardi, come ha sentito abbiamo dato anche dei numeri, il dottor Coppe ha dato dei numeri, si parla molto di prevenzione, molte persone dal sud vengono a curarsi al nord. Ci spiega un po' com'è la situazione, perché voi fate la prevenzione e poi la cura molte volte devono salire, qualcuno di noi diciamo anche va anche al sud, qualcuno di noi, però la realtà è questa, inutili, i numeri sono numeri, non è che possiamo cambiarli. Cosa ci racconta, dottoressa Minardi? Sì, l'emigrazione sanitaria è forte, il nostro paese è fatto di tanti paesi messi insieme, sono 20 regioni e le realtà a volte sono molto distanti tra loro. Purtroppo questa è una differenza che nel tempo si sta aumentando, quindi diciamo il problema non solo della prevenzione ma soprattutto della cura al sud oggettivamente sta diventando critico. Il problema lo conosciamo, la soluzione ancora non l'abbiamo ben capita, diciamo.
Dottoressa, non l'abbiamo ben capita, però voi avete le idee chiare su quello che serve o servirebbe. Avete le idee chiare sui numeri che avete e quelli che vorreste avere per fare prevenzione. Eppure la stanza dei bottoni è a Roma. È là che ci giochiamo il tutto, perché tutto viene spostato da Roma, non dimentichiamocelo. Quello che io mi domando, secondo lei, dottoressa, in questo lungo percorso che ha fatto anche lei proprio come persona, come ruolo, ha visto dei miglioramenti o dei peggioramenti? Diciamo che la federalizzazione della sanità non ha fatto bene alla salute del nostro paese e diciamo la riforma del titolo quinto che è stata approvata col referendum con il governo Renzi avrebbe potuto probabilmente mettere una toppa a un problema concreto. Diciamo che il futuro non è roseo, sicuramente. Io dal mio punto di vista, che è un punto di vista sì centrale, ma di un istituto tecnico che supporta il Ministero della Salute, ma che diciamo lavora in maniera abbastanza autonoma per fornire evidenze sulla salute, sulle cure e sulla prevenzione che bisognerebbe attuare in questo paese. Ovviamente ho delle idee, ma il mio ruolo non è così diciamo decisivo, ho un ruolo piuttosto tecnico. Porto avanti delle indagini statistiche per dare i numeri che vorrei fossero a supporto delle decisioni poi di chi ha il ruolo giusto per prenderle. Non sempre i numeri sono utilizzati, ne abbiamo tanti in Italia, non c'è molta cultura del dato e della qualità del dato a supporto delle decisioni. Questo probabilmente fa parte anche del problema, è la base del problema. Abbiamo le evidenze, ci dicono che la strada probabilmente è diversa da quella che stiamo intraprendendo, ma non facciamo retromarcia. Grazie dottoressa per avere il coraggio di dire quella verità, nel senso che ci sono dei numeri reali, veri, che potrebbero migliorare la situazione, però questo paese vive di burocrazia, vive di burocrati che delle volte sbagliano completamente i numeri. Guardate questa mattina cosa uscirà nei telegiornali, nei giornali, addirittura nelle scuole hanno cancellato gli insegnanti, hanno sbagliato. Hanno sbagliato, pensate, si aprono le scuole, si aprono le lezioni e non ci sono i professori perché sbagliando li hanno cancellati anche quelli di ruolo. Capite i numeri che sta dicendo la dottoressa Minardi? Questi sono seri numeri che abbiamo noi. Bisogna capire e interpretare i numeri giusti, non quelli sbagliati. Andiamo a vedere il video infermieristica. Sono Daniele Casarin, sono infermiere da circa 10 anni. Elisa Mazzariol, coordinatore infermieristico. È una professione magica ed è la mia professione. Ho scelto questa professione in realtà un po' per caso all'inizio, ma già dal primo anno di infermieristica mi sono innamorato della professione. Ho visto quanto è importante la presa in carico del paziente, l'assistenza, la cura dei malati e quanto questo sia stato ed è tuttora carburante per la mia attività professionale, che è quella appunto dell'infermieristica. Il ricordo più bello è legato sicuramente alle donne, agli uomini che ho assistito, ai loro sorrisi, all'assistenza che sono riuscita a dare e alla soddisfazione che ho provato e alla gioia nel poter dare loro un momento di conforto piuttosto che un momento di sollievo dalle atroci sofferenze che stavano provando. Infermieristica è una professione sicuramente molto tosta, però ricca sia di possibilità di crescita personale che anche professionale. Io ad esempio sto facendo un dottorato di ricerca, sono diventata da poco coordinatore ed ogni giorno mi innamoro di quello che faccio perché dal canto mio è la professione più bella del mondo.
Valori, abbiamo sentito parlare di valori, dottor Coppe, molto importante da parte di giovani preparatissime che ci mettono passione, veramente amore, parlano di persone, ecco, di ascoltare. Prego, dottor Coppe, e grazie per questi video. Allora, bisogna sempre guardare indietro per proiettarsi un po' verso il futuro. Quei valori che esprimevano un tempo, oggi un po' meno li dobbiamo riprendere in mano. Quei valori che esprimono le professioni sanitarie e i medici stanno alla base del concetto di reciproco sviluppo dell'assistenza a livello degli ospedali del territorio. Valori come una volta li chiamavano vocazioni. Tu hai la vocazione per fare l'infermiera, la vocazione per essere un bravo pediatra. Allora queste vocazioni si traducono in relazione, amore per il prossimo e soprattutto quella indole che ci deve essere nel corpo della persona che agisce nei confronti dell'altra persona. E queste sono le caratteristiche che fanno sì che un professionista non sia solo colui che supera l'esame universitario di anatomia, di fisiologia, di igiene, ma sia anche quel professionista che supera l'esame della relazione con il paziente. Il paziente è qualcuno che ha bisogno di me e io in quel momento lì riesco a supportarlo e a gratificarlo in maniera che diventi autonomo rispetto alla disautonomia che ha perso nel momento che è entrato in ospedale. Questa è la grande performance che deve avere, secondo me, ma secondo, li avete visti tutti i ragazzi giovani, questi qua intervistati, secondo i professionisti della salute che lavorano nelle nostre aziende locali sociosanitarie. Dottor Coppe, la dottoressa Minardi ha parlato di numeri, dati molto importanti per risolvere determinati problemi, per andare nella strada giusta. Come commenta quello che ha detto la dottoressa Minardi? Beh, la dottoressa ha detto una cosa molto saggia. Il Ministero dovrebbe avere più fiducia sui numeri che i tecnici, gli statistici preparano. Perché se ci escono per pensionamento o per altre cose 1 migliaio di medici, noi non possiamo avere i numeri chiusi a 300-400. Faccio un esempio così, senza adesso che sia la realtà. Se una volta nella nostra provincia di Treviso avevamo 3 scuole infermieristiche a livello regionale, che poi sono passate a livello universitario, che sfornavano circa 250 infermieri all'anno, adesso è solo da quest'anno che abbiamo le immatricolazioni coperte fino al numero 200 posti, ma fino all'anno scorso ne avevamo 100, quindi non è possibile diminuire i numeri se i numeri in uscita sono maggiori di quelli in entrata. Quindi secondo me in questi anni dovremo un attimino chiudere la faccenda dei numeri chiusi e guardare un po' di più a quelli che sono i numeri dei professionisti che escono per pensionamento, perché non c'è solo il mondo del pubblico, c'è da salvaguardare, c'è anche il mondo del privato, altrimenti il pubblico soccombe un attimino perché il privato si appropria dei professionisti del pubblico più in gamba per portarli anche economicamente verso un'attività privata che in questo momento economicamente regge di più dell'attività pubblica. E quindi dovremo avere dei numeri che nelle università di professionisti, di immatricolazioni più densi, quantitativamente più elevati per far fronte alle necessità che abbiamo nell'ambiente pubblico per compensare le assenze di chi va felicemente in pensione. Anche se dobbiamo dire che nel privato di sicuro non fai l'operazione, quella seria, quella importante, puoi fare la visita, ma il pubblico è fondamentale, è determinante per il futuro. Devono investire di più nel pubblico. A me sta bene anche il privato, però nella maniera e nella forma che non mi crei problemi con il pubblico. Non posso trovare il medico solo nel privato, lo devo trovare anche nel pubblico. Noi dobbiamo partire dal pubblico, il privato diventa un qualche cosa in più che aiuta il pubblico, non viceversa. E invece le cose non stanno andando proprio così. Com'è la situazione? Cosa ci dice? Giovani, dati, numeri? Ecco, lei nel suo staff ha giovani, loro sono appassionati di dati, di numeri, cosa ci dice, dottoressa Minardi? Beh, diciamo, nel gruppo in cui lavoro, non sono io la direttrice, ma insomma di giovani ce ne sono pochini, stanno arrivando e sono sicuramente appassionati, preparati, professionalmente pronti alle sfide che avremo nel futuro.
Speriamo di riuscire a prenderne sempre di più, perché ovviamente bisogna stare al passo con i tempi e diciamo noi più grandi possiamo fare, ecco, la parte saggia, ma serve la sperimentazione, quindi ovviamente i giovani la devono fare. Per la loro età è più corretto che il loro ruolo, insomma, quindi speriamo che anche a livello centrale dell'istituto si facciano ingresso i nuovi colleghi. Cosa ne pensa del numero chiuso, dottoressa Minardi? Lei ha fatto un percorso, ha fatto anche lei parte... Io in realtà sono una statistica, quindi laureata in scienze statistiche, da noi non c'è mai stato un numero chiuso, perché eravamo lo diciamo perché magari pochi. qualcuno non lo sa, nelle nostre statistiche, prego dottoressa. Sicuramente il numero chiuso a medicina forse è anacronistico in questo momento. Meno male. Ecco, lo dice una che non dà i numeri, ma una che sa leggere i numeri e perciò è anacronistico in questo momento il numero chiuso. Grazie dottoressa Minardi, è molto importante. Il sistema è molto complesso, sta diventando molto complesso anche a livello lavorativo e il mercato del lavoro dei medici sta diventando molto velocemente piuttosto complesso. Dottor Coppe? È la verità. È la verità, perché i numeri che in questo momento ci danno le immatricolazioni sono insufficienti per rispettare i modelli assistenziali e il numero di uscite che abbiamo negli ospedali. Quindi noi abbiamo bisogno di aumentare i numeri dei medici, degli infermieri soprattutto, delle altre professioni sanitarie, ma in primis medici e infermieri. E su questo qui a Treviso ce la stiamo mettendo tutta per poter convincere l'università, che poi deve convincere il Ministero per l'aumento di questi numeri qua, perché le uscite sono superiori alle entrate e il sistema non regge più, e quelli che sono in pochi a livello assistenziale si fanno un mazzo così all'interno degli ospedali, quindi non è neanche giusto calcare così tanto la mano sul carico assistenziale, sul carico clinico che hanno medici e infermieri all'interno delle ULSS. Abbiamo bisogno di numeri, abbiamo bisogno anche di poter assumere i numeri che escono dagli ospedali, ma per far questo abbiamo bisogno dei professionisti in numero sufficiente che l'università deve sfornare. Anche perché, dottor Coppe, la popolazione sta invecchiando e sappiamo benissimo che quando si invecchia purtroppo arrivano gli acciacchi, le malattie, devi fare prevenzione, devi essere curata, le pensioni sono bassissime, le visite costano tantissimo, ci sono queste liste d'attesa che speriamo un po' alla volta riescano a diminuire, perché veramente questi anziani non respirano più e sono la nostra fortuna. Guardate, sono i nostri scrigni. Lo dico tutte le mattine, guardate che siamo arrivati a questo livello, è merito anche loro, non dimentichiamoceli, non abbandoniamoli. Andiamo a vedere allora questo video, igienista dentale. Sono Francesca Marcolin, sono un'igienista dentale. Noi diciamo comunemente che la figura dell'igienista dentale si rivolge a pazienti 0,99, perché tutti nella loro vita hanno bisogno di avere a che fare con un igienista dentale. La professione dell'igienista dentale è una professione relativamente recente. Abbiamo una storia che conta poco meno di 50 anni, per cui è considerabile recente, e siamo nati come costola dell'odontoiatria. Però nell'odontoiatria c'è sempre stata molto l'abitudine, perché è così, di curare quando c'è un problema. Invece la figura dell'igienista dentale adesso si sta sempre più rendendo autonoma, soprattutto negli ultimi anni si è chiesto sempre di più invece una sensibilità da parte dell'igienista dentale nel trattare con attenzione anche gli stili di vita dei pazienti, senza sconfinare nel campo delle altre professioni sanitarie ovviamente, però saper anche dare delle linee di indirizzo verso un miglioramento in questo senso per il paziente è altrettanto importante quanto la parte operativa tecnica. Quindi secondo me la vera sfida oggi della nostra professione è proprio questa, svincolarci dalla mera manualità e capire che c'è anche tutto un contorno intorno, in realtà, che è quasi più complesso da sviluppare anche a livello formativo, perché non essendo tecnico richiede anche una sensibilità dall'operatore differente. Guardate che sono video molto importanti perché fanno capire anche l'importanza del masticare, del mangiare, dell'igiene dentale, però costa.
costa tantissimo. Pensate che io anziani oggi ho il banco alimentare aperto che devo dare gli omogenizzati perché sono senza denti e non hanno i soldi di andare dal dentista. Addirittura certi sono terrorizzati perché non è arrivata l'informazione giusta, hanno il terrore, non solo i soldi, abbiamo anche la paura, il terrore di avvicinarsi a questi dentisti. C'è qualcosa che non funziona. Dottoressa, com'è la situazione a Roma? Stavo pensando una cosa, in realtà nel mio lavoro quotidiano ho a che fare anche con un sistema di sorveglianza dei comportamenti a rischio della popolazione anziana. In realtà noi dell'istituto, ma insieme alle regioni e ai dipartimenti di prevenzione, abbiamo messo sotto monitoraggio queste informazioni, abbiamo dei dati a rappresentatività aziendale, quindi anche della singola ASL o USL, proprio su quante persone, quanti anziani hanno problemi di masticazione, quanti anziani hanno problemi di udito e quanti hanno problemi visivi. Perché questo ovviamente, oltre a essere un problema diciamo acuto del fatto che mangiano male, quindi si nutrono male, vengono isolati perché non sentono diciamo camminano in modo incerto perché non vedono bene, hanno degli effetti poi su altri aspetti della salute molto importanti. Le persone che non sentono bene si isolano, non hanno relazioni con le persone e vanno incontro a maggior rischio di depressione e spesso anche, ovviamente con altri fattori di rischio, vanno incontro a demenza. Ovviamente la malnutrizione anche a livello dell'età anziana è un problema molto grande perché ovviamente ci si indebolisce. Il fatto di non vedere bene non consente alla persona di muoversi nello spazio che vive in modo sicuro e le cadute negli anziani sappiamo essere, diciamo, la porta per il declino molto veloce che porta spesso anche al decesso. Quindi da parte mia mi sento di dire che anche a livello centrale c'è un'attenzione nel voler valutare, dare evidenze, i numeri su questi aspetti e moltissime regioni, moltissime ASL utilizzano questi dati per agire. È chiaro che l'azione ha diciamo, un effetto nel tempo medio-lungo, non lo possiamo vedere diciamo, dall'oggi al domani, sono delle prospettive molto lunghe, però alcune ASL sono molto attive su questo. Oltre che, giustamente come dice lei, dottoressa Minardi, a monitorare, però dopo bisognerà anche intervenire in qualche maniera, perché nel momento che ho i numeri, i dati, spero che qualcuno intervenga per migliorare la vita di queste persone che non hanno nessuna colpa purtroppo, ma il problema che hanno è molto grave e bisogna intervenire. Allora andiamo a vedere un altro video, andiamo in ostetricia. Bella anche questa professione. La professione dell'ostetrica è sicuramente la vita. Noi con le nostre mani partecipiamo a far nascere un bambino e quindi ogni volta è un'emozione nuova perché ogni parto è a sé, ogni donna è a sé e ogni bambino è a sé. Quindi ogni volta è un qualcosa di nuovo, di bello, di unico. Sono tutti bambini che in quel momento hanno bisogno di qualcuno che li aiuti a nascere e quindi sapere di essere in qualche modo compartecipe di questa nuova vita è una bella emozione. L'ostetrica è diventata la persona autonoma che gestisce i bassi rischi, quindi riesce a portare a termine un parto in autonomia, quindi senza l'intervento del medico, cosa che fino a qualche decennio fa il medico era sempre presente. Si prende cura della donna anche in puerperio, quindi nei giorni che rimane ricoverata, partecipa con la mamma a questo incontro e a quello che può essere la promozione dell'allattamento al seno.
Quindi credo che un grosso passo sia stato fatto per questa figura e spero che continui su questo passo. Bellissimo, sempre giovani, sempre ogni bambino è una cosa a sé, è unico. Bellissime queste parole di questa capo ostetrica di Treviso. Come commentiamo? Perché questi video? E spero che questi video verranno proiettati nelle scuole, grazie adesso anche alla tecnologia che abbiamo fortunatamente, ma è giusto perché danno speranza, ecco, fanno capire che noi abbiamo i giovani, li abbiamo, sono preparati, sono bravi, ci credono. Pensate che abbiamo fatto proprio un picnic con il Pseudo la scorsa settimana a Villa Margherita. Io ho visto la differenza, mi dispiace dirlo, ma sapete che io dico quello che vedo e quello che penso, tra i vecchi educatori e i nuovi educatori. C'è una differenza abissale. Voi non avete idea la passione, l'amore, l'impegno, la preparazione che hanno, perciò bisogna supportare questi giovani, dottor Coppe. Noi stiamo entrando in punta di piedi nelle scuole superiori per fare la promozione delle professioni sanitarie, dal medico all'operatore sociosanitario, passando attraverso le professioni sanitarie che adesso avreste visto dei brevi clip che chiaramente sono stati voluti dalla nostra direzione generale e chiaramente dall'unità operativa complessa delle professioni sanitarie con i canali di laurea attivi a Treviso, perché vorremmo far conoscere un po' di più, soprattutto il quarto o quinto anno delle scuole superiori, che questa è una professione importante che ci dà un lavoro sicuro, una paga sicura, ma è un investimento per i nostri ospedali, altrimenti andiamo pian pianino un po' indietro. Quindi abbiamo bisogno di supportare di professionisti. Quindi se c'è la scuola universitaria attiva in Treviso è giusto anche farla conoscere, perché non tutte le scuole superiori conoscono i canali di laurea delle professioni sanitarie che sono attivi in Treviso. E quindi noi siamo entrati personalmente nelle scuole superiori. Adesso attraverso le immagini e questi brevi filmati facciamo dei meet in maniera tale che anche con l'informatica e con il web possiamo essere ancora più vicini agli studenti per dare questa corretta informazione. Dottoressa Minardi, i giovani e la prevenzione. Io non so se mi sbaglio, vorrei che lei mi desse proprio dei numeri. Nel senso che io li vedo molto preparati e fanno prevenzione i giovani. Non guardiamo quelli che veramente purtroppo non hanno la possibilità di capire l'importanza della prevenzione perché non hanno la famiglia, però c'è un mondo di volontariato, c'è un mondo della scuola soprattutto, anche gli ospedali avete sentito, le direzioni generali si stanno muovendo per far capire l'importanza della prevenzione. Prego, dottoressa Minardi. Sì, sicuramente i giovani fanno più prevenzione, mediamente le fasce più giovani aderiscono di più, per esempio agli screening, anche abbiamo visto nella vaccinazione Covid, diciamo, a parte i fragili e gli ultraottantenni, comunque una grossa quota di giovani hanno aderito alla vaccinazione, quindi sicuramente un po' la cultura della prevenzione è entrata nelle menti della nostra popolazione più giovane, sì. Dottoressa, c'è questa nuova variante, si parla ancora di numeri, lei cosa ci può dire? Vi fa paura? Dobbiamo fare prevenzione? Cosa ci dice, dottoressa? Quello che può, naturalmente. Io non mi occupo di Covid, lo dico subito. Sicuramente la prevenzione va fatta per le fasce più deboli della popolazione, i fragili, gli anziani in generale. Direi che dovranno stare attenti come dovevano stare attenti anche all'influenza stagionale. Quindi ecco, sicuramente va data attenzione alla popolazione fragile, sì. È importante perché parliamo proprio di prevenzione, per non essere colpiti le fragilità devono fare prevenzione, devono essere attente perché non è tana libera, ricordatevelo, per carità sarà diventata anche un'influenza, io preferisco non prenderla, glielo dico la verità, che prenderla anche se è un'influenza, anche fra poco ci sarà anche l'anti-influenzale e lo dico veramente ai diversamente giovani che devono veramente capire invece l'importanza di questa vaccinazione. Guardate che l'influenza fa delle vittime
problemi incredibili. Noi forse ne parliamo poco, non abbastanza, ma voi non avete idea. Ecco, io avrò anche dei medici, dei professionisti alla mattina che vi parleranno di questo, perché è fondamentale l'informazione corretta, il conoscere, il capire. Cosa dice dottoressa Minardi? Sì, diciamo che ovviamente il Ministero ha investito su questa vaccinazione da anni, quindi vale la pena aderire, insomma, prendere l'occasione. Allora andiamo a vedere anche l'ultima clip tecnico di radiologia. Andiamo a vedere. Quindi il tecnico di radiologia è colui che acquisisce e archivia correttamente le immagini diagnostiche, siano esse di radiologia tradizionale, TAC o risonanza magnetica. Collabora inoltre con altre figure per i trattamenti angiografici, emodinamici, endovascolari. Insieme alla diagnostica di laboratorio, la radiologia è sicuramente lo strumento maggiormente utilizzato da tutti i pazienti, sia interni che esterni, quindi è una figura chiave sicuramente all'interno dell'ospedale. Mi rendo conto che il tecnico di radiologia, soprattutto in risonanza magnetica, fa un'enorme differenza nel trattamento dei pazienti. Infatti spesso i pazienti arrivano spaventati o sono in discomfort, non sono confortevoli nel venire a fare questo tipo di esame, e il tecnico esperto riesce a metterli a loro agio, a farli sentire tranquilli, e questo non solo ha una ricaduta nel paziente, che si sente più sereno e più tranquillo nel fare questo determinato tipo di esame, ma anche nella qualità dell'immagine che poi viene archiviata e refertata, perché le immagini vengono nettamente meglio se il paziente è tranquillo, sicuro, e si ottiene un risultato molto migliore. Prego, dottor Coppe. Ha detto una cosa saggia, perché adesso i grandi macchinari della radiologia, dalla TAC alla risonanza magnetica, avete presente quei grossi tubi dove tu entri e spaventano le persone? Sono spaventato anch'io quando entro lì, perché soffro un po' di claustrofobia, quindi la relazione che c'è, ma come in tutti gli ambiti, ma soprattutto lì quando il tecnico e il paziente sono da soli, la relazione che si instaura rende tranquilla l'altra componente, che è la componente emotiva da parte della persona che va a sottoporsi ad un esame. Ecco, questo era un giovane tecnico di radiologia che abbiamo a Treviso, che ha raccontato uno dei pochi aneddoti di questo grande mondo che adesso è diventato sempre più interventistico, cioè vanno dentro il corpo umano con delle sonde per prendere e tirare fuori qualche cosa che nel corpo umano sta facendo male. Allora, questa tecnica e soprattutto abbiamo visto la tecnologia che ha fatto dei passi da gigante, si opera ormai tutto con l'energia artificiale che viene da tutte le parti, ma ci vuole sempre la persona che diriga tutto l'ambaradà, inutile che ce la giriamo. Certo. Io posso avere il più bel strumento del mondo, ma lo devo anche saper usare, e per saperlo usare devo fare dei percorsi, e noi abbiamo questi giovani preparati, questi giovani che si iscrivono, abbiamo sentito i numeri, che ci credono, che hanno passione. Quanto importante, dottor Coppe, poi sentiamo anche la dottoressa Minardi, è far capire loro che li stiamo ascoltando, che veramente li stiamo supportando in un percorso che è utile a tutti, è utile alla società il percorso che stiamo facendo. Pensiamo alla figura del tecnico, la figura dell'infermiere, non solo del medico, è una squadra che si deve muovere in sinergia. Prego, dottor Coppe. In tutti gli ambiti professionali i modelli assistenziali che la Regione, lo Stato, la stessa città ci dice di mettere in atto è un modello assistenziale multidisciplinare, dove l'equipe diventa il cuore. Non è più il medico al centro dell'attenzione, ma è il paziente al centro dell'attenzione. Attenzione da parte di chi? Dell'intera equipe. Quindi è una squadra di calcio, ognuno con i suoi ruoli specifici, che si muove nell'interesse della salute dell'utente, del cittadino, del paziente, qualora fosse ricoverato in un ospedale. E quindi anche questa logica di costruire nelle città l'aggancio, la compliance con l'Università degli Studi, in questo contesto nostro di Treviso con Padova, diventa lo strumento efficiente per creare questi corsi di laurea delle professioni sanitarie e di medicina, che già dal tirocinio dei primo e del secondo e del terzo anno lo fanno assieme ai medici, quindi creano le basi
diciamo, su una futura ospitalità all'interno dei reparti dove la multiprofessionalità, cioè il termine di squadra, di equipe, è al centro dell'attenzione dell'assistenza e quindi del modello organizzativo della stessa assistenza. Dottoressa Minardi, lei avendo visto tutti questi video che grazie al dottor Cope e al direttore generale, dottor Benazzi, ci hanno mandato, lei che è il Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione della Salute, perciò sa di cosa si parla, ecco, come vede questa promozione della salute? Perché qui stiamo promuovendo la salute, stiamo promuovendo la prevenzione, sono importantissime queste clip che arriveranno anche nelle scuole e non solo. Prego. Sì, abbiamo assolutamente bisogno di professionisti di questo livello, che abbiano non solo la cultura ma anche gli strumenti per fare promozione della salute e che sia molto ben specializzata. Mi ha colpito molto anche la dottoressa igienista dentale, che ha sottolineato proprio questo nella sua attività rutinaria, che è un'attività tecnica, però ha focalizzato anche la sua attenzione sugli aspetti collaterali, per cui spesso un igienista dentale si può facilmente accorgere di, per esempio, i disturbi alimentari nelle giovani ragazze e magari riuscire a indirizzare la paziente verso un ascolto, un colloquio, un trattamento per affrontare questo problema, insomma, che non è di rilievo. Ecco, quindi mi fa piacere che i giovani riescano a fare non solo, diciamo, il lavoro per cui sono stati formati, ma accolgano la sfida di essere degli attori a tutto campo nella loro professione. Allora, dal Lazio al Veneto vi porto in Friuli Venezia Giulia. Andiamo a sentire organizzazione e sanità e sentiremo Riccardi. Andiamo a sentire. Perché stiamo aumentando il privato e non stiamo riorganizzando il pubblico? Perché guardi che le liste d'attesa è un tema di organizzazione. Cioè è un tema prima di tutto di avere i medici e quindi bisogna fare i concorsi e bisogna assumere le persone e non prendere i gettonisti, ma prendere dei medici che siano dentro il servizio pubblico, perché non è giusto che nella stessa stanza... Ma adesso se li rubano da regione all'altra. Ma non è giusto che nella stanza ci sia, nella stessa stanza, due medici che fanno le stesse mansioni, uno è pubblico e prende 1.300 euro e l'altro è privato e prende più di 2.000 euro. Così ieri mattina a sveglia Trieste l'onorevole del PD Deborah Serracchiani, già presidente del Friuli Venezia Giulia, aveva aspramente criticato le scelte di natura sanitaria della Giunta Fedriga, in particolare per quanto riguarda l'apporto del privato nel sistema sanitario. Oggi la replica del titolare dell'assessorato alla sanità, Riccardo Riccardi. Guardi, la programmazione dei medici in sanità non l'ho fatto io, me ne occupo da 5 anni con una pandemia in mezzo, me la sono trovata e non mi preoccupo di dire che il partito di Deborah Serracchiani forse qualche responsabilità su questo ce l'ha, perché non mi interessa, ho poche energie e non posso dedicarle a queste. Se continuiamo a far polemica non aiutiamo nessuno, i dati sono questi, lavoriamo sulla programmazione e miglioriamo quelle condizioni consentendo a chi verrà dopo di noi di avere i medici che noi oggi non abbiamo. Quanto poi all'urgenza di nuovi medici da inserire tramite concorsi nelle strutture pubbliche. E cerchiamo di utilizzare al meglio i medici che ci sono a disposizione. Immaginare che io debba inventarmi i medici, perché lo faccio io? Gli do il corso di laurea io, li laureo io, come dice il professor Ons, quando faceva il rettore, perché non ha pensato a fare qualche borsa di studio in più o qualche posto letto di più nelle scuole di specializzazione. Allora, dottor Cope, come commenta? L'abbiamo già commentato prima, noi abbiamo bisogno dei numeri, dei professionisti, quindi non è colpa dell'università, il Ministero deve dare alle università dei numeri aggiuntivi rispetto al numero chiuso che abbiamo adesso, in maniera che medici e infermieri, queste sono le due professionalità emergenti, e poi chiaramente non solo i medici ma anche gli specializzandi, il pediatra, l'ortopedico, l'ematologo, l'internista, perché questi sono gli specializzandi che dopo la laurea in medicina e chirurgia fanno altri 5 anni di scuola universitaria per diventare degli specialist. Bene, allora lo ha detto l'assessore regionale alla sanità della regione
Friuli Venezia Giulia, ma lo dicono tutti gli assessori alla sanità. Abbiamo bisogno di numeri più importanti di immatricolazioni. Solo così riusciremo ad avere all'interno delle strutture sanitarie i professionisti in numero quantitativamente adatto alle esigenze e ai bisogni della nostra popolazione. Dottoressa Minardi, come ci saluta e come commenta questo ultimo servizio che abbiamo visto? I numeri sono numeri, i dati li abbiamo, ha detto Riccardi. E c'è di mezzo una pandemia, quindi diciamo che il sistema ha retto, ma deve recuperare su tutti i fronti e credo che ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare, basta che tutti facciano la propria parte con dati giusti, numeri giusti e forse qualcosa riusciremo a veramente a portare questa società che è allo stremo delle forze, non c'è niente da fare, siamo allo stremo delle forze, arriva un autunno pesante, l'abbiamo sentito anche prima e non riguarda solo il nord, riguarda il sud, l'est, ovest, servizi che non ci sono alle persone, gli anziani che aumentano, la denatalità, la scolarizzazione, c'è un po' di tutto, noi però facciamo la nostra parte. Andiamo sempre a Trieste, andiamo a vedere l'ultimo servizio, poi saluto gli ospiti, ospedale di comunità all'ITIS. Andiamo a Trieste. Siamo tutti? L'ospedale di comunità l'ITIS è stato inaugurato ufficialmente oggi, ma è operativo in fase sperimentale come struttura intermedia dal 20 dicembre del 2022. Lo staff di medici, infermieri e fisioterapisti opera in convenzione con Asugi al terzo piano dell'edificio di via Pascoli con 40 posti letto a disposizione, gli ultimi 20 implementati a febbraio. Dal 20 dicembre del 2022 al 31 luglio di quest'anno sono state accolte 378 persone con una degenza media di 19 giorni a paziente, garantendo poi quel ritorno a casa a seguito di un'adeguata risposta di salute in linea con gli obiettivi del sistema sanitario. Questo dà assistenza a tutte quelle persone residenti in territorio giuliano che necessitano di una bassa assistenza e intensità clinica, cioè non molta presenza del medico, che potrebbero anche essere seguiti a domicilio, ma hanno bisogno di un'alta assistenza infermieristica, quindi difficilmente erogabile a domicilio. Tutte le attrezzature e le strumentazioni dell'ospedale di comunità sono state acquistate e messe a disposizione negli spazi dell'azienda pubblica di servizi della persona grazie all'intervento finanziario della Fondazione CR Trieste. Abbiamo dato la possibilità di realizzare un'idea veramente, secondo me, straordinaria e credo che sia anche un po' il futuro di quello che può essere la sanità in questa regione. Credo sia il primo caso, la Fondazione ci ha creduto e credo che i tempi sono stati incredibili. Quello che verso dove si muove praticamente tutta la sanità italiana, cioè l'integrazione fra gli ospedali e il territorio, una cosa che durante la pandemia abbiamo registrato non essere proprio a punto. Questo è un grande esempio e noi siamo veramente orgogliosi di farne parte come ITIS e come centro di servizi dell'ITIS. Lo facciamo in un'azienda di servizio alla persona, quindi c'è una collaborazione tra l'azienda sanitaria e le strutture che hanno esperienza di gestione di strutture residenziali. Questo quando le cure vengono date fuori dall'ospedale sono le migliori cure possibili perché creano minori disagi alle persone che vengono ricoverate e anche ai propri cari. Quindi è un percorso lungo sul quale si è atteso troppo e sul quale bisogna correre molto. Abbiamo l'ultima telefonata, Luciano da Desenzano del Garda, poi saluto gli ospiti, vai Luciano. Buongiorno Mirella. Buongiorno. Ascolta, io sono dentro in queste cose sbagliate, sono 16-17 anni che faccio l'infiltrazione al ginocchio destro e 7-8 anni sinistro e prima era gratis, da 2 o 3 anni ci pagava il ticket 11 euro, 6, sono 6, 3, 66 euro. Avrei dovuto farle questi mesi 40 euro ognuna. Poi mi dice l'operatrice qua all'ospedale di Desenzano, sono andato perché dovevo spostare avanti, no, a gennaio, siccome sto anche bene, mi dice non si presenti neanche che non gliele fanno. Ho telefonato ai varie cliniche che ci sono in giro, vanno da 60-90 euro una, ma non so, paghiamo l'INPS,
paghiamo pensioni, le tasse. Vi saluto, buongiorno, non è giusto? Buongiorno Mirella. Grazie Luciano, anche Luciano ha sentito la sua lamentela, bella la tassa sulla lamentela, non sarebbe mica male mettere la tassa sulla lamentela. Allora, come ci saluta dottoressa Minardi? Grazie di essere stata con noi. Vi ringrazio, credo che questo ascolto dei cittadini sia fondamentale. Sì. Ed è giusto dirlo, è proprio fondamentale. Grazie alla dottoressa Valentina Minardi, Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione della Salute, collegata con noi da Roma. Dottor Coppe, come ci saluta e come saluta la dottoressa Minardi? Beh, intanto ringraziandovi perché attraverso questo video qui, questa trasmissione qui, noi entriamo ancora più nelle famiglie, perché i giovani cerchiamo di coinvolgerli attraverso gli istituti scolastici. Ma le mamme, i papà, i nonni, dobbiamo entrare nelle famiglie, la televisione è uno dei metodi più efficaci che abbiamo, quindi vi ringraziamo e quello che abbiamo detto quest'oggi sia rivolto soprattutto ai giovani. Guardate al vostro futuro, guardate alle professioni sanitarie, guardate a medicina, perché c'è un grande campo sul quale voi potete studiare e noi e gli anziani hanno bisogno di voi. Grazie anche al dottor Alberto Coppe, direttore professioni sanitarie ULSS 2 Marca Trevigiana. Grazie, pubblicità. E ritorniamo in trasmissione con un'altra persona, un sindaco che a voi piacciono tantissimo i sindaci. Abbiamo Emanuele Crosato, sindaco di Cessalto, primo mandato Forza Italia. Buongiorno sindaco. Buongiorno a te e grazie per l'invito e a tutti i telespettatori. Allora, non è molto che noi ci siamo lasciati con questo sindaco, perché ieri abbiamo fatto una riunione importantissima all'ippodromo di Treviso per cercare di far capire l'importanza di fare squadra, per mandare un segnale veramente importante alle famiglie, ai ragazzi, alle scuole, alla comunità, perché non se ne può più di questi atti di vandalismo, di questi piccoli, come possiamo, monelli, si possono dire monelli, ma il monello sta esagerando un po' troppo, ha in pugno le forze dell'ordine, ha in pugno i sindaci, tanto quali sono le sanzioni, quali sono le leggi che tutelano queste persone? Devo dire la verità e sono stata grata perché c'era un grosso manager, ha detto non ho mai visto tanti sindaci in una riunione così importante, c'erano. Prego sindaco, cosa ci racconta e cosa vuole dire alla comunità che la sta ascoltando? Sì Mirella, hai perfettamente ragione, io di solito dico sempre che sono criminali perché spesso incominciano così, quindi dobbiamo assolutamente dare una risposta. Poi ieri è stata una bellissima riunione perché c'erano tante amministrazioni, tu hai avuto la forza, il coraggio, la dedizione di invitare tante amministrazioni, ma soprattutto c'erano associazioni sportive, c'erano varie entità che si occupano proprio di giovani e si occupano di fare cultura anche della legalità e questo è bello. E quindi innanzitutto mi premeva anche ringraziare l'ippodromo, la struttura dell'ippodromo perché è una struttura bellissima, quindi anche quella giornata che tu hai individuato sarà bella per le famiglie anche solo per visitare l'ippodromo e trovarsi tutti insieme, quindi veramente ti ringrazio di cuore di questo. Come amministrazioni sai che ne abbiamo parlato tantissimo, spesso abbiamo le mani legate, però bisogna incominciare, bisogna partire, bisogna fare tantissime iniziative, saremo vicini in queste attività dando non solo il patrocinio ma facendo tutta la comunicazione che possiamo e soprattutto venendo, portando e facendo portare tutte le famiglie che riusciamo e soprattutto dobbiamo coinvolgere, come dicevi tu, quei ragazzi che sono borderline, che si approcciano a un stile di vita che noi vogliamo fortemente sconsigliare e che combattiamo. Allora sindaco, l'importanza
è del messaggio. Ecco, questo messaggio non devono essere solo messaggi devastanti, il messaggio deve essere anche positivo, il messaggio deve essere ottimista, e noi lo possiamo dare con queste associazioni di volontariato, con queste associazioni sportive che sanno benissimo dove parare. Abbiamo sentito ieri sia i presidenti che gli operatori, gli educatori, le scuole, perché c'erano veramente tutti. L'importante è fare squadra. Voi avete iniziato a farla come sindaci, tanto è vero che è nata la comunità dei sindaci, l'unione dei sindaci, vi ritrovate, vi confrontate. Ieri c'era il sindaco di San Fior che diceva siamo ancora troppo lontani, dobbiamo parlarci di più, perché lui viene dal mondo del volontariato, vorrebbe vedere realizzato subito, non è così semplice. Ecco, quanto importante è l'unione anche fra di voi, che avete veramente il polso della situazione, i cittadini arrivano da voi, non hanno altra scelta, sono a voi che vi si rivolgono. Prego, Sindaco. Sì, assolutamente, però al di là poi magari della prospensione in avanti di alcuni amministratori, io reputo che soprattutto in provincia di Treviso abbiamo una grande squadra di amministratori, ed è un po' come in nazionale, togliamo la casacca dei partiti e abbiamo solamente, diciamo, la casacca quella da amministratore, quindi dialoghiamo con tutti e stiamo assieme per condividere tutte le varie problematiche. Ognuno ovviamente ha le sue progettualità all'interno del comune, che però condivide con gli altri. Siamo passati da avere dei piccoli, passami la parola, dei piccoli staterelli, ad avere invece condivisione proprio di progetti, e se io riesco a risolvere determinate problematiche nel mio comune, o ti passo la pratica ottimale per risolverle, oppure proprio le importo e le risolvo qui anche i problemi dei comuni vicini, ed è l'unica possibilità che abbiamo per riuscire a risolvere determinate problematiche. Tu parlavi dell'adolescenza, però veramente io, come tutti gli amministratori, abbiamo problemi continui, soprattutto di quelle persone che cercano di uscire dalla delinquenza e quindi si trovano in difficoltà senza risorse, oppure dell'anziano. Tu ieri hai portato la tua esperienza, che ormai è decennale, legata all'attività rivolta agli anziani. Abbiamo tutti degli anziani che sono isolati, quindi dobbiamo portargli i pasti, dobbiamo riuscire a coinvolgerli nelle attività che facciamo, e spesso solo con l'assistente sociale non riusciamo. Dobbiamo coinvolgere le associazioni. Io ho la fortuna di avere nel mio territorio un'associazione Pionieri, che sarebbe, anche se non vogliono essere chiamati così, un'associazione di anziani che fanno il bene del paese, perché vanno a portare i pasti, fanno tutte le varie attività che spesso il comune non riesce, però grazie al coordinamento anche loro riusciamo a raggiungere gli anziani. Abbiamo, come tu ben sai, una parrocchia molto attiva. Abbiamo Don Mauro che è sempre molto attivo, ad esempio anche sabato ricorderemo le vittime dell'autostrada con la nostra messa, che porteremo la Madonna a ridosso dell'autostrada, e anche quello è un segnale di vicinanza a quelle famiglie che hanno perso un familiare, di condividere quel momento di lutto e riuscire a dare una speranza. Sono tutte gocce che però messe insieme riusciamo a creare un fiume di un messaggio positivo, come dicevi appunto tu. E la ringrazio di questo e di credere su questo ambizioso progetto che stiamo cercando di portare avanti tutti insieme. Non c'è il re o la regina, siamo tutti uguali, tutti assieme, per un obiettivo comune: migliorare questa società che veramente sta perdendo i valori. Sono i ragazzini, sono i ragazzi, ma anche le famiglie. Ecco, io ci metto dentro un po' tutti, perché se siamo arrivati a questo punto non è solo colpa del ragazzino o del ragazzo, la colpa è un po' di tutti, e noi cerchiamo di migliorare, ma soprattutto per questo bando importante che lei ha fatto, Sindaco, veramente importante, questo bando della povertà. Andiamo a vedere, a sentire, poi commentiamo. Bando povertà, Crosato.
difficoltà e dobbiamo fare assolutamente mettere delle risorse. In questo caso abbiamo aperto un bando a livello comunale per aiutare gli anziani. Non una grande città, ma un comune piccolo come Cessalto ai confini con la provincia di Venezia. Qui, secondo i calcoli dell'amministrazione comunale, oltre il 10% della popolazione è passata negli ultimi mesi da una situazione di relativo benessere alla soglia di povertà. Si tratta principalmente di pensionati soli. A Cessalto ci sono 3.800 cittadini circa, di questi 400 in difficoltà. Di solito erano gli anziani che aiutavano i giovani, i figli, i nipoti a realizzare la propria vita. Basta che magari manchi uno dei due genitori e cominciano ad andare in estrema difficoltà, perché comunque hanno l'abitazione di proprietà, il continuo aumento delle materie prime del riscaldamento, e questo va a incidere poi sulla incapacità di alimentarsi, quindi di fare la spesa e quant'altro. Il comune è dunque intervenuto stanziando delle risorse per andare incontro alle spese quotidiane che per anziani e famiglie stanno diventando insormontabili. C'è un bando? Sì, c'è un bando aperto e è pubblicato sul sito del comune, rivolto ai cittadini di Cessalto per aiutarli a pagare dei buoni spesa, ma anche delle bollette scadute o affittanze non pagate. Come si parlava prima, e avete ragione voi quando dite che veramente ci credete nei sindaci, stanno facendo bene il loro lavoro, si impegnano, però la coperta è corta. Addirittura la dottoressa prima Minardi, che è Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione della Salute collegata da Roma, ha detto che è diventato un fazzoletto, ma non l'ha detto solo lei, l'ha detto anche Lisa Tomasella, sindaco di Codognè. Ecco, questa coperta che dovrebbe essere molto grande per voi, perché siete veramente quelli che hanno la situazione del territorio, per voi diventa sempre più corta, con dei stipendi veramente da fame rispetto a un consigliere comunale che non so ancora bene cosa faccia alla fine, perché lo devo anche capire. Io voglio capire qual è il lavoro vero, il lavoro di impegno che poi non troviamo, perché manca tutto, stanno solo litigando tra destra e sinistra, centro e sinistra. Ma la mia domanda è anche questa: avrebbe mai immaginato, sindaco, di superare la Lega Nord come numeri? Adesso c'è Forza Italia, avete superato anche la Lega Nord, questo Tajani, questo uomo pacato che cerca sempre di trovare un equilibrio giusto, ha dei riconoscimenti importanti, molte persone della Lega stanno andando verso Forza Italia, almeno quello che si sente e si vede. Ecco, cosa dice? Si aspettava questo? Sì, da politico di lungo corso, perché comunque sono da tanti anni che mi occupo di politica, adesso faccio l'amministratore, però ho fatto politica per tanti anni, sì, perché comunque in un momento di grande difficoltà trovare delle persone di buon senso, dei moderati che non cercano motivi per litigare, ma cercano motivi per trovare delle soluzioni, credo che questo sia apprezzato dalle persone. Poi come spesso accade anche in amministrazione, devi ammettere anche quando non riesci a fare delle cose e chiedi aiuto, e bisogna avere anche il coraggio di chiedere aiuto, bisogna avere il coraggio di ammettere anche che non riusciamo a fare tutto, purtroppo, anche se lo dovremmo fare e lo vorremmo fare. Fortunatamente Forza Italia sta vedendo un momento di crescita, ed è dovuta appunto al fatto che abbiamo la fortuna di avere Antonio Tajani, che sicuramente è una persona di grande responsabilità politica, di avere un corso politico importante, è stato Presidente del Consiglio europeo e anche molto autorevole. Poi abbiamo la fortuna di avere Flavio Tosi, che è stato il nuovo coordinatore di Forza Italia regionale, e noi abbiamo un'altra fortuna, che è quella di avere un sindaco, cioè Fabio Chies, nostro coordinatore provinciale, e quindi sono tutte e tre persone autorevoli che riescono a essere riconosciute anche dagli altri amministratori, e quindi gli amministratori si avvicinano a queste persone quando c'è turbolenza, quando c'è invece da altre parti litigi e confusione.
Sindaco, però l'importanza, si parlava anche prima, indipendentemente del colore politico del sindaco, è che ha una grande fortuna avere il mondo del volontariato, che quando il sindaco alza il telefono non deve aspettare di parlare con l'onorevole o con il senatore a Roma, che non si trovano mai, perché anche voi fate fatica, non solo la Mirella, gli è sempre impegnati, non so a far cosa, ma sono impegnati, va bene, andiamo avanti così. Però questo mondo del volontariato che risponde, però è in difficoltà il mondo del volontariato, perché veramente lo stanno un po' soffocando con queste nuove disposizioni. Non è giusto, perché è quello che forse ha dato anche nel periodo della pandemia risposte immediate, c'era nel pezzo, è sempre stato presente, non ha mai scioperato, non ha mai chiuso, in qualunque momento si trovava, arrivava alle persone anche rischiando la propria pelle. Perché non si dà così importanza al mondo del volontariato, secondo lei, sindaco? Non da parte dei sindaci naturalmente, ma parlo dell'alta politica, l'alta politica che non capisce forse l'importanza. Io per anni ho diretto la protezione civile provinciale e avevo grande rispetto del mondo del volontariato, perché comunque fa in maniera professionale delle cose che invece fa nel tempo libero, fuori del loro orario di lavoro, e questo è fondamentale. E molte volte mi sono interrogato su questa domanda e la risposta è che quando uno è libero anche di farlo, non farlo, comunque di farlo e proporre dei modi diversi, perché non ha il vincolo della retribuzione. Chi è sopra ha sempre paura, perché non è controllabile, perché ti dice le cose effettivamente come sono, o come magari lui pensa effettivamente siano, come è giusto che sia, e quindi quando uno è libero mentalmente fa sempre paura a chi vorrebbe invece incastronare le cose in una burocrazia che spesso è iniqua, non riusciamo poi a dare risposte. Per quello che noi chiamiamo poi le associazioni, perché le associazioni hanno un solo fine, cioè quello di raggiungere i loro obiettivi, che sono legati alla varie tipologie di associazioni, come ieri c'erano delle associazioni sportive, far fare di sport ai ragazzi, perché quello è stato bellissimo il messaggio che ha mandato il rappresentante del baseball. È bello che lui era più felice quando invece di vincere un campionato di vedere il campo pieno di bambini, e quindi questo è il vero motivo delle associazioni, cioè raggiungere gli obiettivi. Purtroppo, come dicevi tu, hanno voluto, purtroppo io mi metto da amministratore politico, hanno voluto incardinare in un livello burocratico e professionale chi non lo fa professionalmente, quindi non possiamo chiedergli di fare bilanci, cose astruse, quando il loro obiettivo è quello di rispondere a piccoli problemi che poi diventano grandi. Abbiamo la nostra Giulia da Venezia, che piacere sentirti. Ciao Giulia. Mirella, ciao, piacere anche per me, perché tu, Mirella, sei una persona stimata, ammirata da tutti, sei conosciuta, sei una persona speciale, Mirella. Allora, Mirella, io volevo dire, e tu sai che prendo la reversibilità di mio marito, che poi si tengono il 40 e a noi vedovi ci danno il 60. Allora io, Mirella, adesso in questo momento così che tutto è aumentato, non avrei mai pensato di far fatica a arrivare a fine mese, perché prima che non c'erano tutti questi aumenti ce la facevo. Però io dico, Mirella, quando ci sono delle cose che non vanno, bisogna che ci lamentiamo, altro che alziamo bene la voce. Perché, Mirella, se mi avessero data tutta la pensione di mio marito avrei preso altri 200 euro, che in questo momento mi avrebbero fatto comodo. Allora io dico, Mirella, c'è stato un ministro che ha detto che i poveri mangiano meglio dei ricchi, però il ministro deve rendersi conto che con le nostre pensioni non possiamo mangiare meglio dei ricchi. Perché, Mirella, ci sono delle persone che dicono che magari tutto va bene, però non è sempre carnevale per tutte le famiglie, c'è anche la Quaresima, ma sempre Quaresima tutto l'anno, e tu lo sai benissimo per quello che fai, Mirella.
Sì. Allora Mirella, io sono contenta che sei tornata e ti ho detto che sei stimata e ammirata da tutti. Vi auguro a tutti una buona giornata e non mi ricordo se ho salutato il signor Sindaco, Mirella. Mi sono dimenticata di salutare il signor Sindaco. Grazie, grazie cara Giulia. Adesso vi auguro a tutti una buona giornata e ti saluto. Ciao Mirella, grazie per tutto quello che fai, Mirella. Ma se io faccio è grazie a voi che faccio. Pensate che adesso porto in gita 240 persone tra diversamente agili, come li chiamo io, del CEOD, anziani, scuole, abbiamo 2 motonavi, saremo ospiti a Venezia di Palazzo Ducale delle Quadrerie, grazie al presidente che è l'architetto Bombassei, che è venuto in trasmissione, che mi ha detto vieni che io ti accoglierò queste creature meravigliose che hanno il diritto, ecco, di far capire, far sentire la loro voce, perché sono persone che veramente hanno una sensibilità incredibile, ecco, supportare questi, metterli insieme, parlare di inclusività, sarà una gita inclusiva, non la gita dei handicappati come qualcuno vuole veramente far passare, sono persone meravigliose che dobbiamo chiamare per nome, siamo noi i disabili che non riusciamo a capire il valore di queste persone. Cosa dice il Sindaco? Sì, assolutamente, sposo in pieno quello che dici. Noi ad esempio a Cesalto abbiamo il nostro Natale inclusivo in cui c'è il presepe che è il simbolo della nostra cultura e ci siamo tutti e come dici tu tutti diversamente anche agili e la telefonata della signora Giulia è stata una testimonianza di quello che abbiamo sempre detto, cioè che quando viene a mancare uno dei 2 coniugi l'altro automaticamente diventa povero. E cosa che non era gli anni scorsi, purtroppo tra la casa che costa, tra tutte le utenze, tra le difficoltà che aumentano e l'età che aumenta, bisogna avere grande attenzione. Quindi qua come si agisce? Si agisce aumentando le pensioni, non ci sono altre strategie, non possiamo pretendere che persone, come hai detto tu ieri, che hanno dato la vita a lavorare, hanno fatto grande il nostro paese, adesso debbano rimanere in una condizione, diciamo, proprio di povertà, perché non è più una condizione media di media struttura, siamo proprio in povertà e spesso non riescono neanche più ad aiutare le famiglie, i loro figli e quant'altro. Sì, ma si rende conto, Sindaco, lei fa parte adesso di un partito veramente con dei numeri importanti, ma si rende conto che invece in politica i politici si sono tenuti la reversibilità completa? Ma quando si guardano allo specchio questi al mattino, che magari si fanno la barba o magari le donne si mettono il rímel, si rendono conto del messaggio devastante che stanno dando a questi poveri anziani che hanno lavorato, sacrificato, che hanno avuto anche la sfortuna di perdere il coniuge, hanno tolto metà della reversibilità e loro se la sono tenuta. Ma riesce a capire, Sindaco, che bisogna veramente cambiare registro con questa politica? Che veramente abbiamo bisogno di persone umane, sensibili, di parlare di servizi alle persone, perché stanno colpendo le fragilità, Sindaco, è là il grande dramma, stanno colpendo le fragilità, quelle che ci rimetteranno, che non riusciranno a scaldarsi perché veramente non ce la fanno. Avete sentito la paura, le bollette, il riscaldamento che abbiamo sentito questa mattina. La prego, Sindaco, quando vi riunite parlate di questo, di questa trasmissione, di quello che avete sentito. I cittadini hanno paura di questo, le persone, le bollette, come farò a riscaldarmi, la spesa è carissima. Abbiamo Gianfranco Valeri da Cesalto. Ciao Gianfranco. Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno. No, signora Mirella, non potevo telefonare quando ho visto il mio sindaco. Ecco, signor sindaco, buongiorno. Ecco, buongiorno. Mirella, noi siamo fortunati che a Cesalto abbiamo un sindaco giovane e un sindaco politico e speriamo che abbia tutta la sua carriera politica che merita, perché ha veramente voglia di fare politica e se non si fa politica le cose non si risolvono. Ecco, signor sindaco, avanti così e le auguro tanta fortuna nella sua carriera politica.
Buongiorno e grazie, buon lavoro Mirella, grazie. Grazie a te Gianfranco. Vede Sindaco, il problema che la politica alta non capisce è che è stata eletta dai cittadini, perché tutti hanno un percorso particolare e il cittadino ha capito benissimo la differenza tra il sindaco e il politico. Tanto è vero che se il sindaco semina bene viene rieletto, prende le preferenze dei propri cittadini, perché loro capiscono, sanno, è la dimostrazione della telefonata che penso le faccia piacere, che ha appena ricevuto. Ecco, l'importanza invece di capire il tuo percorso, la tua storia, le tue radici. Guarda che se non ti votavano non saresti mai stato messo là, anche se purtroppo dobbiamo dire le segreterie fanno da padrone e calano dall'alto i nomi, però quello è. Prego Sindaco. Sì, intanto ringrazio il signor Gianfranco, che è una persona sempre molto gentile, a modo, è anche la parte bella della nostra cittadinanza, le cose belle che ci capitano durante la giornata e che ci danno forza di andare avanti, incontrare persone che ti danno forza, e questo lo ringrazio di cuore. Poi sulla mia carriera politica dico sempre che io baratterei la mia carriera politica per un tema che abbiamo anche, che il signor Gianfranco condivide, quella della fusione dei comuni. Io spererei di essere l'ultimo sindaco e non fare più il sindaco, pur di riuscire a fondere qualche comune vicino a me, perché dobbiamo avere una struttura che ci permetta di essere una comunità più grande e con maggiori servizi. Quindi non mi candiderei più se avessi la certezza di avere la possibilità magari di unirmi con i comuni vicini e creare un bel comune, e anzi, se da domani il governo ci impone a unirci e dice che diventa sindaco anche del mio comune, il sindaco del comune vicino, io lo sposerei subito, cioè non farei nessuna opposizione, anzi, perché purtroppo quando non hai gli strumenti per rispondere proprio alle persone che vengono a chiederti le esigenze. Anche oggi abbiamo dovuto chiudere una strada e presto interverrò, perché comunque c'è un dissesto idrogeologico normale, piccoli interventi, e tu non hai i soldi per fare le cose, è inutile il tuo ruolo. Quindi preferirei appunto non avere più una carriera politica, avere la certezza di rispondere alle esigenze dei miei cittadini, o che lo faccia qualcun altro al posto mio. Vede Sindaco, noi però abbiamo un problema molto grande, che sono i campanili. Io sono convinta che se ogni sindaco facesse come lei, che sta facendo in questo momento, far capire ai propri cittadini l'importanza dell'unione e della fusione, la differenza che passa tra una e l'altra, e non guardare il proprio campanile, il proprio orticello, spiegare bene cosa vorrebbe dire per quel paese, per quella città fare o unione o fusione, io penso che le cose cambierebbero. Il problema è che non l'hanno spiegato. I cittadini, quelli che sono andati a votare, non sapevano cos'era l'unione e la fusione. Pochi si sono informati, perché siamo così, ma il megadito deve votare sì, ma il megadito deve votare no, megadito me sorella, me zio, me cugino, ho sentito mia amica, il sì che è diventato no, il no che è diventato sì, cioè hanno imbrogliato le carte in maniera incredibile. Io penso che sarebbe ora di informare, ecco, questo è il ruolo che vi aspetta, se siete dei bravi sindaci. Però ho visto anche ieri la visibilità, no, perché se vengo io, la mia visibilità dov'è? Non tutti, ma bisogna dirlo sindaco, perché è la verità, bastava ascoltarli, perché gli hanno parlato tutti, no, ma io faccio, se faccio là come faccio? Non capendo invece che puoi fare sia là, ma anche unirti in questo progetto importante che è il messaggio che deve arrivare alle famiglie. Prego sindaco. Sì, condivido in effetti anche l'inutilità spesso di voler apparire e poi non risolvere i problemi, quindi tante volte è meglio fare un passo indietro. Però appunto quello che hai detto Mirella è opportuno. Purtroppo abbiamo perso la possibilità, per un certo campanilismo che becero, cioè inutile, abbiamo perso delle opportunità. Io spero fortemente nella riforma degli enti locali che stanno portando avanti a livello nazionale, e che ci diano maggiori strumenti, perché attualmente un sindaco che vuole
fare una fusione con un altro comune in parte non ha praticamente strumenti, perché comunque deve passare attraverso giustamente anche attraverso il consenso dei cittadini, e molto spesso è un passaggio difficoltoso, lungo, laborioso, che poi magari va a finire con il niente di fatto e hai perso anni. Quindi preferisco che ci sia un'azione dall'alto, e poi la spiegheremo e cercheremo, ma i cittadini sono già pronti, perché guardi, i miei magari vanno al supermercato nel comune vicino, quelli del comune vicino vengono il medico di base del mio comune, l'azienda di rifiuti ha la sede nel mio comune, quindi comunque c'è questa mobilità. Stiamo investendo tantissimo sulle piste ciclabili, quindi anche le sfruttiamo, insomma. Dobbiamo dare più servizi, poi anche la possibilità che sembrava ridicola fino a qualche anno fa, quella di avere la spesa da casa, adesso invece è una realtà anche nel mio piccolo comune, che l'anziano può tranquillamente prenotare la spesa, o addirittura gli arriva il furgoncino che sale e prende la roba che gli serve, quindi alla fine abbiamo tantissime possibilità per ridurre lo spazio che c'è. Bisogna avere più servizi. In effetti che credo sia più importante avere un'associazione che riesce ad andare a trovare o l'OS del comune oppure dell'ULSS, che riesce andare a trovare l'anziano, piuttosto che avere la bandiera del proprio comune in centro paese. Dopo ti dimentichi anziani non so dove, non riesci a dargli i servizi che vorresti, non riesci a tenere su anche l'anagrafe. Un altro tema che ne parliamo sempre molto poco è quella delle anagrafi. Noi abbiamo praticamente l'ufficio anagrafe bloccato. Cioè tante adesso vengono fuori scandali legati alle carte d'identità, che ci vuole tanto tempo a farle e quant'altro, però è bloccato perché noi abbiamo dei riconoscimenti di cittadinanza di cittadini che diventeranno cittadini italiani esteri, che non verranno in Italia, che ci stanno praticamente bloccando gli uffici. Abbiamo centinaia e centinaia di pratiche da evadere e non riusciamo a rispondere magari al cittadino che vuole venire a fare la carta d'identità, perché siamo impegnati tutto il giorno a far quello. E anche qua è stata una legge dello Stato che ha completamente bloccato gli uffici dell'anagrafe. Pertanto dovremmo fare delle cose, e se avessimo la possibilità di avere 3-4 impiegati invece di avere, come adesso ho, un impiegato solo all'interno del comune, magari qualcuno si specializza e riusciamo a dare risposte molto più celeri. Vede cosa ha fatto la politica, sindaco, in tutti questi anni? Io non me la prendo con proprio l'ultima classe dirigente politica, perché è anni che noi lasciamo che questi burocrati aumentino sempre di più, abbiano in mano veramente le carte. Sono loro che danno le carte, anche voi siete in mano dei burocrati, dei dirigenti. Sindaco, se il dirigente non firma, il sindaco non va da nessuna parte. Loro hanno capito l'importanza di esserci, quello che non c'è più. Il sindaco non ha più potere rispetto al dirigente, è il dirigente che decide, anche se la linea politica l'ha detta il sindaco, ma quello che firma è il dirigente. Ecco, la politica che invece di premiare veramente la gente che lavora ha premiato il parassita con dei stipendi incredibili. E quello che lavora, che veramente che suda, che paga le tasse, stipendi e pensioni da fame. Ecco, io spero veramente che questa Premier cambi registro, perché il cittadino le ha provate tutte, non sa più a che santi veramente unirsi, non sa più cosa dire. Ci hanno tolto le preferenze, ci hanno tolto tutto. Sì, eleggiamo il sindaco, ma poi anche il sindaco delle volte prende un assessore che non è stato neppure eletto dal cittadino, perché può fare anche questo. Ma come se mi fai una lista, metterai nella lista le persone che avrai bisogno, e ci sono. Capisce che ci sono delle cose che veramente stridono con quella che è la realtà del territorio. Abbiamo bisogno di competenza, non di nomi, di competenza. Prego, sindaco Crosato. Sì, assolutamente. Guardi, anche nel mio piccolo, quando ho formato la giunta, ho rispettato proprio in maniera continua l'arrivo delle preferenze. Cioè, io ci credo tantissimo, perché sono le persone che
si scelgono i propri rappresentanti, non è poi un sindaco che deve scegliere, sono loro anche perché poi sono le persone a cui vanno a chiedere delle cose. Questa cosa funziona perché poi ho l'assessore che spinge per determinate cose, mi viene a chiedere, è molto interessato in determinati settori, e questo è anche il bello perché lavora con passione. Poi ricordo Sindaco, sempre... scusi, la interrompo perché è l'ultima telefonata, se no non ce la faccio. Sì. Abbiamo Carlo da Padova, mi scusi ma se no cade la linea. Vai Carlo. Pronto, buongiorno dottoressa Mirella. Buongiorno. Vorrei dire una cosa, no? Perché c'è tanto che avevo in mente, vorrei proprio, come si dice, in sensi poveri, come che vedevano altri a sfogarsi. Non altri qua in Nega proibito attaccare la sua legna perché la inquina. In Nega proibito attaccare il barbicur perché l'inquina. Il gatto proibito, questo è l'abbasso, il gatto attacca boschi, macchine e anche case, allora là va tutto bene. Hanno altri nega proibito da operare le aliaca per i capelli perché in estate fissi e nega incolpata, se stanno altri a rompere il buco il costo dell'ozono e loro ritornano su quei missili finti a luna. Cos'hai da fare? A cattare cosa? A te ringrazio, mi sono sfogato, ti ringrazio. Caro il nostro Carlo. Eh sì, in effetti agli anziani con 500 euro dicevano di avere al massimo 18 gradi, che ne aveva 15 in casa, pensate. Ecco, di sicuro quello che ha la possibilità non ha di sicuro i 18 gradi, ve lo dico io. Oppure l'acqua, e dove hanno i piscine, no, i vasche da bagno, mi va, veda, sti attici nuovi, hai capito? I piscine, una vasca da bagno, hanno la piscina e anche la vasca da bagno che è un'altra piscina, però bisogna risparmiare al nostro poveretto, non annaffiare la pianta, non dare da bere l'orto, ma ci state prendendo in giro, ma lo spreco è da un'altra parte, o sbaglio sindaco? Diciamo le cose come stanno. Sì, assolutamente, guardi, anche perché adesso comincerà l'epoca in cui andiamo alla ricerca di pellet come sindaci, perché andiamo praticamente, io dico sempre, quasi mi sento un accattone, andare a chiedere alle aziende se mi comprano i pellet per gli anziani, e facciamo il stoccaggio in comune perché dopo c'è anche il pericolo dove mettiamo sti pellet per dare alle famiglie in difficoltà e poi le distribuiamo, e quindi veramente non... Poi il signor Carlo con la sua semplicità ha espresso anche un concetto importante, quello di capire la gradualità di chi sta inquinando, perché non possiamo chiedere a una piccola famiglia, a un anziano, di non accendere la stufa, anzi, cioè, ci deve essere un equilibrio che purtroppo poi non c'è a certi livelli, fanno delle norme che non tengono conto delle specificità, cioè nel mio comune in cui spesso non arriva in certe zone il metano, con i costi energetici che ci sono e la grande disponibilità di legna, perché comunque essendo in piena campagna tutti hanno la boschetta, tutti tengono il loro bosco e quindi la piccola siepe, e quindi la legna è in disponibilità di tutti, e spesso sono proprio gli anziani che per difficoltà vanno a fare la legna anche come tradizione, quindi veramente... Sindaco, devo chiudere, mi dispiace, ma la televisione se la arrivo lunga dopo i Metaia. Comunque grazie al sindaco Emanuele Crosato, sindaco di Cessalto, primo mandato Forza Italia, certo che si semina così, è già promosso, ve lo dico io, perché questo è quello che abbiamo sentito. Grazie sindaco, buona giornata, grazie tantissimo anche a voi. La posta di Mirella.